Buon pomeriggio, buona domenica, siamo negli studi dell'altra domenica, lo sport Triveneto in poltrona, prima domenica di dicembre ed è quasi Natale. Quasi, va là. Insomma. No, perché è cupo oggi, Giovanni? Mancano 24, è la prima domenica, no, mancano 24 giorni. Ma io conto no, la Natale vigilia. è 25 a casa mia. Poi c'è San Nicolò, poi c'è il mio compleanno. Posso dare la data del mio compleanno? Magari arriva qualche regalo. Vai, accomodati. Il 12 del 12, è facile da ricordare. Del 12. Del 12. Del 12 del 12. No, il 12 del 12. 1812. 1812 sì. E se volete bene, mandare dire, delle non è cose male, in sì. freezer, Sì. nel congelatore. Sì, nel Poi congelatore. vedi a Trieste, in certe zone. No, oggi ho fatto fatica ad arrivare. Sì. Oggi ho fatto fatica. C'è Roma, c'è Omar. Chissà perché ho detto Roma. Io so perché hai detto Roma, dopo lo scopriamo. Omar che sta già ridendo. Perché ridi, Omar Costantini? Lei perché ride? Perché mi ricorda un collegamento aereo, solo per quello. Aereo? Con Roma, no? Con Roma. Ah, sì, beh, ma dopo... Che dopo spiegheremo. Però. Intanto, innanzitutto buon pomeriggio e buona domenica a tutti. Buona domenica, Omar. Buona Abbiamo domenica lo a scoop tutti dopo voi. da Roma. Abbiamo un inviato anche a Roma quest'oggi. Abbiamo un inviato incredibile. specialissimo. Ma abbiamo bellissimi ospiti, tanti stanno arrivando, come vedete. Però non ho presentato GP Giovanni Pacori. Eccolo qua. Beh, buon si era pomeriggio capito. a tutti, grazie Buon a pomeriggio tutti. Giovanni, buon pomeriggio alla regia, buon pomeriggio a Vittorio, buon pomeriggio a Enrico e a Gemma e alla redazione di Pordenone. E a tutti i nostri collaboratori che sono Sparsi veramente in giro per la regione. Quest'oggi non mi ricordo neanche quanti collegamenti abbiamo perché Vabbè, abbiamo ma li sentiremo. tantissimi, li sentiremo. Pensa che a Trieste addirittura avremo 3 inviati per Triestina Pordenone, che ovviamente è il campo principale di Io non questo li invidio pomeriggio. perché tira un vento oggi a Trieste che... Sì. Vabbè, Ne so qualcosa. io sono venuta via volentieri. Ne so qualcosa quando siamo andati a vedere Triestina Marano. Che C'è non una loro scherzava. foto su Facebook, cliccateci su perché sono simpatici. Sì. Lui è, cos'è, Alberto? Alberto, sì. Lui è Alberto con le facce da Bora. Facce da Zima, infatti, Da come si Zima, dice a come si suol Trieste. dire. Esatto. Bellissimi ospiti. Sì, e quindi io direi presentiamo intanto quelli che sono già arrivati, perché in arrivo sono gli altri, come diciamo ogni domenica, cominciando alle 14, ovviamente bisogna c'è bere un il po' di ritardo. caffè, Ma lasciare i parenti. È normale, è normale. La pastiera. La pastiera non è So, così. roba nostra. Non è Prego, roba, però di domenica si può accomodati. fare. Benvenuta a Selene, cantante e produttrice pop e dance di origine udinese. Ciao, benvenuta. In scalata per creare uno spettacolo strepitoso di grandi hit e pezzi del tuo album, naturalmente. Il titolo è Seven. Come mai sei già al 7° lavoro? No, perché l'album parla dei 7 peccati capitali. Ah, come il film con Brad Pitt? A me è venuto in mente il film. Mi è venuto in mente Brad Pitt, vabbè. Sì, no. non c'erano dubbi. Non c'erano va bene. dubbi. Poi vado dalle due Eleonore, mi metto qui in mezzo. Eleonora Mazzari è un ritorno, ormai è sempre qui con noi. Sì, Ti dicevo prima che piace? sulla Ti poltrona prego. c'è il suo nome, dicevo prima. Sì, ma oggi ho rubato. Sì, non era oggi ha rubato il fortuna. posto di Eddie Pertoldi, ma a noi va bene anche così, vero? Sì, assolutamente. in suo onore. Diciamo. Assolutamente. Eleonora Mazzari dell'Udinese Academy è modella. E poi invece dall'altra parte Eleonora Lorenzoni, anche lei modella e studentessa di economia alla facoltà di Udine. Benvenuta. Poi mi sposto. Sì. Renato Bagolin, presidente della società Tutti in Pista di San Giovanni al Natisone e voce ufficiale del ciclismo regionale. Benvenuto, buona domenica. Buongiorno. Benvenuto e buona domenica. Gli altri ospiti arriveranno, li scopriremo. Esatto, piano piano, quando vedrete qualche figura passare davanti alla Passare telecamera, ecco, saprete che sono arrivati sono i gli nostri ospiti in arrivo, esatto. Allora cominciamo subito col calcio. Io voglio intanto salutare, l'hai già fatto tu, torno a farlo io, Gemma in regia. Abbiamo già un collegamento o posso andare avanti? Sì, abbiamo già Emilio Rippari che è in collegamento con noi. È già nella Bora. Emilio, ci senti o c'hai il vento che ti scompiglia i capelli? No, beh, per il momento sono in sede che stampo le formazioni, per cui mi tengo alla larga ancora. Ben fatta, io sono scappata volentieri oggi da Trieste. Allora Emilio, come si è vissuta questa settimana di questo incontro di cartello assolutamente per la Serie D di questa 14ª giornata, ovvero sia Triestina-Pordenone, una Triestina incerottata, vero? Che però ovviamente mangerà, come si suol dire, l'erba contro il Pordenone. Incerottata a dir poco, se posso permettermi. Abbiamo Cadorini e Rapaina che sono infortunati di lungo corso, Trentardo e Testo lo hanno recuperato, ma partono dalla panchina, non sono in perfette condizioni fisiche. Ci sono anche le squalifiche di Yusufa, Ferrara e Pimazzoni, per cui insomma di fronte alla capolista al gran completo non proprio le condizioni ideali per poterla fronteggiare come si deve. La Triestina però cercherà di incarnare in tutto e per tutto lo spirito di Mister Rossitto e di vendere caro la pelle, come si suol dire. Non sarà affatto semplice, anche perché il Pordenone, lo vedremo poi nel dettaglio delle formazioni, tiene in panchina gente del calibro di Florian, McCann, Novati, Casella, insomma, per cui sarà da combattere e non poco per uscire con dei punti dal Rocco. Comunque nota di
di colore e di cronaca, nonostante la Bora, i Repoli e il Gelo siberiano, direi che c'è un ottimo afflusso. Adesso andrò giù di persona a constatare il numero preciso degli spettatori, però insomma vedo un afflusso continuo praticamente dall'apertura dei cancelli, per cui da un'ora che io credo a piccoli gruppi continua a entrare gente. Io questa mattina sono andato, ovviamente la nostra sede principale è Pordenone, io abito in quella città, sono andato in centro a bere il mio famoso macchiatone. Cos'è il tuo macchiatone? Il macchiatone a Trieste non esiste. È un beverone di caffè? No, è un cappuccino più ristretto, diciamo. E devo dirti, Emilio, che c'era un sacco di fermento, un sacco di gente che si stava organizzando proprio per venire a Trieste da Pordenone. Oddio, io di pordenonesi non ne vedo poi così tanti, ti dico la verità. C'è da dire che ci sono anche... Ci sono fermati a bere il bruletto. Ci sono i genitori dei ragazzini che hanno disputato una partita amichevole tra le annate 2001-2002, uno degli eventi correlati a questa grande partita, insomma a mezzogiorno si sono sfidate qui sul Prato del Rocco, una bella emozione per i bimbi dell'una e dell'altra squadra chiaramente, e anche per i genitori che poi con un pranzo organizzato qui dalla nostra società si sono fermati dentro alla nostra cattedrale 5 Stelle e adesso sono pronti per gustarsi anche la partita dei grandi, diciamo. Benissimo, Emilio, vuoi aggiungere qualcosa o ci sentiamo in radiocronaca? Vi do le informazioni al Certo, volo, se volete. Va bene, perfetto. Visto che l'ho stampate io così mi auto... Ti autoincensi, dai! Vi faccio un complimento, autocomplimento. Allora, la Triestina, dette già delle numerose assenze, scende in campo comunque sulla carta con 4-3-3 e non con la difesa a 5. Abbiamo Del Mestre tra i pali, terzini sono Pratolino a destra, Frangu a sinistra, coppia centrale formata da Piscopo e Capitan Filippo Vianello. A centrocampo abbiamo Wagner, vertice basso, con Zetto e De Bona, questo è il giocatore under scelto a centrocampo. Là davanti Enrico Da Ros, Luca Monti, che parte per la prima volta titolare in questo campionato, e Denis Godeas, punta centrale. La panchina a disposizione di Rossitto, Franceschin, portiere di riserva, poi Parini, Stentardo, Potenza, Cipracca, Sessolo, gli under aggregati dalla Juniores, Nuzzi e Crosato, e poi Tommaso Bertoni a chiudere lo schieramento, i 20 a disposizione. La formazione di Parlato invece con Careri tra i pali, poi abbiamo Fornasier, Pramparo, Mattievig, Nicolini, Nichele, Buratto, Matteos, Zubin, Zanardo e Bearzotti. La panchina a disposizione di Parlato, Truant, portiere di riserva, poi Migliorini, Chimento, Dionisi, Casella, Novati, Sakayeva, Florian e Maccan. Dirige l'incontro Colosimo di Torino, assistenti Zanetti di Portogruaro e Cordella di Treviso. Una domanda, Emilio, perché c'è un mistero questo pomeriggio qua. L'arbitro, no? Il signor, se mi ricordi il nome? Luca Colosimo. Luca Colosimo è passato per Roma per caso? In che senso? Vabbè, lo scoprirai se riguardi non l'ho capita. Era una battuta, non l'ho capita. Cioè, nel senso che tu sappia, è venuto in automobile o è venuto in aereo? Io ho visto una Fiat Stilo targata a Torino, per cui ho il serio sospetto che sia venuto in auto, non proprio il più rilassante dei viaggi. Certo. Ma vabbè, speriamo che non abbia minato la stabilità psicofisica oltre all'impatto con Rocco, modo da dirigere come si deve una partita di cartello. Emilio, ma voi a Trieste, al Nero Rocco, siete abituati ad avere sempre ottimi arbitraggi, da quello che so, vero? Sì, no, non riprendiamo il filo dalla partita col Marano. Guarda, adesso vediamo come andrà questa. Va bene, grazie Emilio, ci sentiamo più tardi. Ci sentiamo dopo. Va bene, grazie Emilio. Nel frattempo si è avvocato l'arrivato Tirelli, cioè è arrivato l'avvocato Tirelli, che tra un po'... Allora, intanto facciamo tutto al volo. Eleonora tutti sposti qua e l'avvocato Tirelli si mette qua, ecco. Accomodati, sì, siamo in diretta e siamo nei salotti dei nostri amici, quindi... si può fare assolutamente. Benvenuto, buona domenica. Buona domenica a tutti. Allora, adesso l'avvocato Tirelli è cominciato... oggi comincia, ma tu ci dirai già tutti i movimenti della Serie D. Comincia oggi il mercato? Sì, domani dal 1° dicembre. Per quanto riguarda la Serie D dell'eccellenza, ci sono tanti movimenti in entrata e in uscita. La Sacinese si è già aggiudicato ad esempio un grosso attaccante del 90, da quello che ho letto sul giornale, poi tu mi smentisci e fai bene. Si parla di 3 giocatori al Pordenone nuovi, si parla di 3 alla Triestina /5, il Marano che dovrebbe comprare metà Serie C, metà Serie B dalle voci. Ma comunque, tra poco avremo... Dopo ne parliamo. C'era il mio amico Aldo Biscardi, le bombe. Tra poco le bombe dell'avvocato Tirelli, ok? Brevemente, brevemente. Brevemente però, avvocato, brevemente, mi raccomando. Ecco. Allora, vediamo in regia se abbiamo altri collegamenti. Sì, cambiamo zona, invece no. Rimaniamo a Trieste perché c'è Alberto Commisso, anche lui lì.
Beh, certo, Tutti a Trieste? sì, perché c'è il contraltare, Emilio Ripari, il capo ufficio stampa della Triestina, non potevamo non avere Ci voleva un esponente un pordenonese, del pordenonense. anche se Alberto devo dire che è molto obiettivo, e la sorpresa che siccome io non sapevo se Alberto era in grado di andare da solo Gliene a hai Trieste, mandato un terzo. no, è andato col papà, per cui abbiamo da Trieste Piero e Alberto Commisso. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio. Benvenuti. Ma siete facce da Grazie. zima oggi pomeriggio, come quella sera? No, guarda, oggi sono qua, mio papà ho voluto tranquillamente portarlo insomma, allo stadio, anche perché lui ci teneva da molto, no? Certo. Insomma, mi chiede se lui è un grandissimo appassionato di calcio, eccetera, eccetera, no? Quindi abbiamo trovato il match clou, insomma, l'occasione insomma, concreta per portarlo. Peccato insomma, che questo Borino, questa leggera brezza direi, Ma come capito? leggera, Ci Borino? stia Alberto. leggera. È un po', insomma, un po' di Borino insomma, che tira insomma, 100 km/h quasi, insomma, no? Infatti c'è questo fruscio, questo vento che ci muove insomma, a destra manca, quindi speriamo che non infili la partita, dai. Questo. Senti, raccontaci Alberto com'è la situazione allo stadio e soprattutto se c'è un seguito per quanto riguarda il Pordenone. Allora, guarda, la situazione è molto semplice, siccome mancano ancora un 20 minuti prima dell'inizio della partita, lo stadio è praticamente ancora quasi vuoto. Si attendono da Pordenone un 200 spettatori circa, e ci sono gli ultras che comunque si sono organizzati con amici, fra di loro, hanno addirittura noleggiato insomma, diversi pulmini per raggiungere il capoluogo giuliano. D'altra parte invece la curva Furlan della Triestina invece si attendono un 3.000 spettatori circa, ricordiamo sono sotto i 1.800 abbonati, altri dovrebbero aggiungersene proprio oggi per questo big match, quindi insomma lo stadio dovrebbe una capienza insomma attorno ai 3.200 spettatori circa. Allora Alberto, le formazioni ce le ha date già Emilio, quindi non ci servono. Un pronostico secco da parte tua, Triestina Pordenone, 90° minuto. Allora, il pronostico è che gioca tutto a favore comunque del Pordenone, del Pordenone calcio. In settimana il mister Carmine Parlato ha usato una metafora quasi ferroviaria dopo il ridondante 4-1 del Bottecchia col Melluno. Ha definito la sua squadra in Frecciarossa che non vuole più fermarsi, come dargli torto, insomma, è una squadra che sta insomma, viaggiando col vento in poppa, addirittura quasi più del doppio dei punti rispetto alla Triestina. La Triestina adesso non so la formazione perché Emilio non ce l'ha ancora portate. Stanno arrivando, lo sappiamo noi da Udine, sì. Ecco, non so addirittura se giocherà a Sessolo o meno, se appunto il mister insomma, lo schiererà. Però naturalmente in conferenza stampa il mister aveva parlato di una squadra insomma, prudente, che però naturalmente vuole risparmiare i giocatori così le prime linee proprio appunto per prossimi impegni più abbordabili, quindi il pronostico gioca secondo me tutto a favore del Pordenone, è giusto appunto insomma pensare così, la classifica parla da sola. Io Giovanni ho in parte mio papà che invece ti vorrebbe fare due saluti, no? Assolutamente, ma dia a tuo papà che deve salutare la Sara, non me, lei è bella. Appunto era Io sono il brutto della trasmissione. No, era il saluto a te, naturalmente a Sara e agli ospiti dello studio tuoi. Certo, sentiamo Piero Commisso, ricordiamo. Piero! Giovanni, Senti, ma buon pomeriggio. si è comportato bene Alberto in macchina fino a Trieste, sì? Sì, ci siamo fatti un 3 prosecchini ormai. Io sto vedendo tanti giocatori ormai in campo qua, no? Più del solito, no? Siamo carichi ormai qua, perché Alberto sai, piace il prosecchino, no? Sì, poi Sappiamo. Colgo l'occasione di salutare Sara e tutti gli ospiti che hai in studio, naturalmente. grazie. Un freddo boia, un vento, sono tutto impacucato qua, sono tutto paunato ormai, Pensa- per cui... Pensa Piero quando io e tuo figlio eravamo a vedere Triestina a Marano alle 9 di sera come doveva essere se alle 3 di pomeriggio così. Immagino comunque, ecco. Intanto un buon pomeriggio a tutti voi. Grazie, buon Ci pomeriggio. sentiamo più avanti. Benissimo, Certo. naturalmente linee aperte per Alberto Commisso, qualsiasi cosa succeda dal campo di Trieste saremo informati in tempo reale. Continuiamo con i collegamenti sempre dalla regia. Gemma? Sì, eccoci GP, c'è Riccardo Riemi in collegamento. Riccardo Riem che l'abbiamo spedito, cara la mia Sara, a Montebelluna perché la partita di Montebelluna oggi è molto importante in quanto si scontrano due squadre che possono definirsi quasi rivelazioni del campionato. Montebelluna è una squadra molto giovane, Sacilese a rivoluzione quest'estate, e quindi Riccardo raccontaci le ultime del Montebelluna.
Buongiorno a tutti e ai tuoi ospiti, sono felice che sei presente perché avevo qualche dubbio che fossi presente alla puntata di oggi, Giovanni. Dopo averti visto scofanare un piattone di frigo che difficilmente 4 camionisti avrebbero finito, pensavo che oggi ti fossi preso un giorno di pausa. Mi fa piacere che sei presente sul pezzo. Allora Riccardo, ti interrompo perché voglio salutare Nadia e Tommaso del Ronciano di Piancavallo. Non me l'avevi raccontata Fanno un questa cosa. frico galattico. Eravamo ieri io e Riccardo per lavoro a Piancavallo e anche nevicava, era bellissimo. Bellissimo. Comunque mi fa piacere. Sentite, allora siamo qua a Montebelluna, siamo per Montebelluna Sacilese, in palio al quinto posto, tutte e due le squadre sono appaiate. Oggi il Montebelluna giocherà senza Severnini e Nicoletti e De Marche che è infortunato, mentre Sacilese è al completo. Scusate che... Allora, vi do subito le formazioni. Sì. Il Montebelluna, capitanato poi trovato da Daniele Pasa, ex pordenonese, gioca con Bau, Bedin, Frassetto, Perosin, Bressan, Fabian, Garbuio, Dalmaso, Alba, Morbioli e Zanetti. Biancorossi e Liventini invece giocano con Bazzichetto, Grazzolo, Craviari, Favrette, Slongo, Baggio, Paladin, Grion, Fabbro, Fraccaro e Parichiello. Niente, per questo momento è tutto, ci sentiamo più avanti. No, volevo farti un appunto perché tu sei troppo fazioso. Sì, perché il buon Daniele Pasa non è un ex giocatore del Pordenone, ma è un grandissimo ex dell'Udinese, nonché vice Zico, vero avvocato Tirelli? Sì. Ecco. Ma io ero in fasce quando... Eri in fasce, l'avvocato Tirelli era in fasce quando Pasa giocava all'Udinese. E grazie all'avvocato Mazzarella, Daniele Pasa è andato a svernare a Pordenone. Ha giocato bene, ha giocato bene, sì. Sì, effettivamente. Però voglio dire, un grande giocatore. È esploso, diamo a Eleonora Mazzari quello che di Eleonora Mazzari, è esploso nell'Udinese Daniele Pasa, visto che lei rappresenta l'Udinese Academy. Va bene Riccardo, naturalmente linea aperta per gli aggiornamenti, anche perché credo che sarà una partita, avvocato, correggimi se sbaglio, una partita molto divertente in Montebelluna Sacilese per come giocano le due squadre. Aperta a qualsiasi risultato. Esatto. Poi la Sacilese è una squadra che fuori casa si esprime molto bene, sì, giocando un calcio che predilige poi il fraseggio e l'andare negli spazi, quindi è una squadra che quest'anno ha stupito molti e quindi penso che farà molto bene da qui alla fine del campionato. Certo porta un modo di giocare che in Serie D si vede poco, perché il 3-4-3 giocato in questo modo, sì, è un modo, un sistema di gioco che in Serie D si fa fatica a vedere, è quasi un sistema professionionistico, no? Sì. Più che dilettantistico. Quindi, però è come quando mi ricordo l'Udinese di Zaccheroni ai tempi, sì, era un che è stato uno dei primi che ha imparato il 3-4-3 in Italia, esatto, no? Sì. Dopo Zeman, il primo è stato Zeman, ma poi è stato rielaborato in maniera magari più logica da altri allenatori come Zaccheroni a Udine. Ed è un modulo più da trasferta che da casa. Sì, da casa, perché ripeto, un modulo che predilige gli spazi, il fatto di poterli sfruttare e di entrare con più uomini nell'area avversaria, quindi vedremo. Comunque il Montebelluna è una squadra giovane che sta facendo bene, quindi certo, è una partita che è aperta a qualsiasi risultato, secondo me. Bene. Grazie. Sara. Io volevo dare il benvenuto a Loris Garofalo che ci ha raggiunto durante il collegamento con Riccardo. Benvenuto, esperto di calcio dilettantististico e di calcio giovanile. Era qualche domenica però che non ti facevi vedere. Bacchettalo un po', va Sara, visto che sei lì, bacchettalo un po'. No, poi non torna più se lo bacchetto, scusa. Allora, visto che è arrivato Loris, che appunto è il nostro esperto di calcio veramente dilettantistico, perché la Serie D di dilettantistico ha ben poco, voglio dirvi che ieri, per quanto riguarda l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia, c'è stato l'anticipo, il Cras Repen ha regolato i nostri amici che non è che vadano benissimo del San Luigi Calcio, era un derby diciamo così, per 3-0 e quindi aspettando le partite di oggi ovviamente il Cras ha raggiunto il Fontana Fredda in testa alla classifica a 21 punti. Loris, una battuta veloce, Fontana Fredda squadra clamorosa quest'anno perché non erano partiti con queste intenzioni, e invece il Cras che si sta adesso veramente dimostrando lo squadrone che ma io mi ricordo Loris, già dalle prime puntate ci parlavi bene del Cras. Sì, del Cras. Io parlavo bene, per dire la verità, anche del Chiarlis Muzzane, che per il momento ha deluso un po' le aspettative. Le Pordenonesi invece era
era auspicabile, ci si aspettava comunque, come il Fontana Fredda, lo stesso Chions, Lazzanese, tutte squadre di alta classifica. Il Cras però io l'avevo dato favoritissimo insieme al Chiarlis Muzzane, ma non demordo ancora. Io penso che il Chiarlis Muzzane che possa riprendersi si nella riprenderà, seconda parte. anche perché parlano di campagna acquisti importante. Guarda, abbiamo un esperto qua che poi ci rivela le bombe. Non so niente. Ecco, non so. Guarda che andrai mi sotto. avvalgo della facoltà di Guarda, medicina. intanto guarda in mezzo a chi sei seduto, poi ti arriverà una presenza da sopra, da dietro, e sarai costretto E sarai circondato. sotto tortura a rivelarci tutte le, tutto ciò che sai. So anch'io, so. Allora parlerà anche. Quindi, allora poi quando c'è la pubblicità facciamo cambio posti, così li accerchiamo i due uomini di mercato. Muzzana cambiano 4 giocatori. Addirittura. GP, abbiamo un'urgenza perché Eddie si sta imbarcando. È Ah, a la Roma. miseria, ecco qua, svegliamo l'arcano. Chi è che abbiamo a Roma? Per Juventus Udinese da Roma, Eddie Pertoldi, è bellissima questa. Eddie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, speriamo che l'imbarcata non la prenda l'Udinese stasera. sì, ma rivelaci perché facciamo il collegamento da Roma per Juventus Udinese che si gioca a Torino, è bellissimo. Perché non ci sono voli diretti per Torino, via Trieste e Venezia, e quindi è necessario lo scalo a Roma, e non si fa a Roma-Torino, insomma, giri tutta Italia per tornare praticamente al nord. Eddie Loris dice che tutte le strade ovviamente portano a Roma, e quindi era giusto passare per Roma per andare a Torino. Sì, infatti è vero, ha ragione. Non perdere l'aereo, però, mi raccomando, imbarcati. No. Sì, sono ancora in coda, quindi ho ancora un certo margine. Senti una cosa, Eddie, allora raccontaci come è stata preparata questa partita da Guidolin. Ovviamente Muriel non c'è, quindi da quello che ho letto sui giornali, confermami se è vero, prima punta ovviamente di Natale e un modulo da trasferta, gioca col 4-4-1-1 da quello che si legge. Tu hai novità o no? No, è il cosiddetto albero di Natale, no? Dovrebbe essere questo il modulo tattico. I 4 difensori con Gabriel Silva che viene arretrato, naturalmente, e con 4 centrocampisti, Basta da una parte, l'altra dall'altra. Al centro dovrebbe essere Allan, che è il giocatore forse più indicato per prendersi in consegna Vidal, e poi davanti dovrebbe esserci Bruno Fernandes alle spalle di Totò Di Natale. Questo è quello che è emerso dalla conferenza stampa di Guidolin, da quello che si è poi potuto evincere anche dalle varie considerazioni con i colleghi, quindi a meno di sorprese questa dovrebbe essere insomma l'assetto tattico della squadra. Potrebbe esserci una variante, nel senso che potrebbe giocare Pinzi al posto di Allan, però sappiamo che Pinzi non è in ottime condizioni, poi credo, così come ha fatto domenica con Pizarro, che Allan sia il giocatore più indicato per poter fermare il giocatore della Juventus in forma, che è Vidal. Certo, allora Eddie, senti una cosa, a che ora arrivi a Torino? Sì, verso le 15:30. Allora io direi che verso le 16:15 ci colleghiamo da Torino, così abbiamo l'inviato. Facciamo il giro d'Italia. Poi tra l'altro va detto, Giovanni, che l'aeroporto di Caselle non è neanche tanto lontano dallo Juventus stesso. Ecco. No, sono un quarto d'ora. Ecco, abbiamo l'inviato itinerante. Siamo gli unici della trasmissione a avere l'inviato itinerante, e ti chiamiamo, magari se riesci anche dall'aereo, mandaci un SMS, così. Dici com'è il volo, come si chiama il comandante, se le oste sono fighe, raccontaci. Sapevo che saresti arrivato alle oste, perché ero sicura. Posso dare il numero del volo a Z? Vabbè. 1417. Va bene, Eddie, ti ringrazio, ci sentiamo dopo. Grazie ancora. Dunque, penso che veramente siamo la prima trasmissione in Italia ad aver l'inviato itinerante. Non è male questa. Allora, c'è il momento della pubblicità. 4 minuti. Sì. 4 minutini e poi torniamo qui. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. A tra poco. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra in prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone
Pordenone, Portogruaro, Mestre. Sinaauto.it. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni, ridefinire il nostro concetto di design, superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotto, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. C'è una grande novità! Temporary Shop! Al centro commerciale Meduna, il nuovo negozio con tantissimi giocattoli a prezzi bassissimi! Temporary Shop, giocattoli a prezzi shock presso il centro commerciale Meduna a Pordenone. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV, oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Eccoci rientrati dalla pubblicità. L'altra domenica lo Sport Triveneto in poltrona. Dove eravamo rimasti, Giovanni? Eravamo rimasti che tu ti sei già seduta, sono solo le 14.30, quindi l'età avanza. Però anche Omar ha scelto la poltroncina comoda durante la pubblicità. Non essendosi l'Udinese oggi in diretta perché gioca alle 18.30, si è messo comodo. Si è messo comodo. Perché commenteremo insomma gli highlights di quello che le dirette delle varie partite in programma. Allora, prima di dare il gioco, io direi un riepilogo della Serie A perché è finita ovviamente. Sì, è finita Catania-Milan. Male per il Catania. Sì, Milan ha vinto
Lazio 3-1 a Catania, ricordiamo Parma-Bologna 1-1 e Genoa-Torino 1-1 giocate ieri. Il pomeriggio seguiremo con voi Atalanta-Roma, Cagliari-Sassuolo, Chievo-Livorno e Inter-Sampdoria. Alle 18:30 ci sarà Juventus-Udinese, i 2 posticipi tutti in programma domani, alle 19 Fiorentina-Verona e alle 21 Lazio-Napoli. Ecco, Eleonora, come mai sei qua e non sei a vedere l'Inter con qualcuno che conosciamo? Magari una trasferta a Milano, una bella gittarella, tu andavi via a Monte Napoleone e lui andava a San Siro. No, ferie e Inter sono 2 argomenti che non vanno toccati insieme. Comunque ho deciso di lasciare il moroso a casa tranquillamente sul divano. Ma pensavo ho deciso di Lasciare il moroso. C'erano migliaia di spettatori che aspettavano questa buona novella. Almeno a Natale, fai la brava, fai la buona a Natale, lascia il moroso, no? A casa con l'Inter lo lascio. Casa con l'Inter? A casa con l'altra in pratica. Con l'altra, sì. Un po'. È vero. Va bene, allora io direi facciamo subito il gioco di questa settimana prevede che voi dobbiate indovinare come al solito 3 partite, 3, il risultato preciso. Mi raccomando con i gol finali al 90° minuto, naturalmente. Esatto. C'è tempo fino alle 15:45. Esatto, ecco le quali 3 partite. Eccole lì, Triestina Pordenone, Montebelluna Sacilese, San Vitese, San Paolo Padova. San Paolo Padova, esatto. In Palio, sì, scusami. Palio, un frigorifero a Enghe, eccolo lì. Molto bello questo. Molto bello, molto grande, molto utile. Sì, se avete poi una famiglia numerosa di quelli che contengono un sacco di cose, a casa mia non servirebbe assolutamente. No, ma c'è tempo, c'è vabbè. tempo. Naturalmente, grazie, lo vedete in trasmissione. Esatto. In Outlet. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Giovanni mi sta prendendo in giro. Strano. Che strano. Non succede mai. Non succede mai. Dunque, devo dire, durante la settimana su Facebook sempre più gente sta giocando con noi. Vi ricordo che adesso potete giocare mandandoci gli SMS. Ho sempre la pagina Facebook, l'altra domenica allo sport Triveneto in poltrona. Devo però dire che pochissima gente ha dato fiducia alla Triestina, perché più o meno tutti dicono... Vabbè, è un risultato un po' scontato, però non si può credo, mai dire. Non si può mai dire. Era come Udinese e Fiorentina domenica scorsa, che tutti dicevano che c'era la Fiorentina, ha vinto l'Udinese. Nel calcio, mia zia cara diceva il ballone è zero tondo, vero avvocato? Sì. Ecco. Oggi sei... Ma soprattutto Giovanni non è una scienza esatta. esatta. I gol di Balotelli i gol di Balotelli. No, è vero. Diciamo che il Catania è andato sotto quando è rimasto in 10. Il Catania è rimasto in 10 anche oggi. Sì. Ma per un episodio tra l'altro di... piuttosto, eccolo qua, adesso lo vediamo. Non era proprio, scusa, non era proprio da rosso, era un giallo... Un giallo arancione, dai! Sì, verso l'arancione. Verso l'arancione. Non era proprio un... Sì, non sono falli questi che vengono solitamente sanzionati, soprattutto in Italia, con il rosso. Selene, tu, scusa che ti interrompo, facciamo intervenire tutti oggi, prima che cominci la Serie A. Selene, tu perché squadra tifi? Guarda, io purtroppo non ho molto tempo di stare a guardare il calcio, però chiaramente se devo tifare una squadra tifo l'Udinese. Che brava! Senza ombra di dubbio. Hai dato la risposta giusta. A parte essere bella e brava, mi è sempre più simpatica. Cosa ha vinto? Cosa ha vinto? Beh, aspetta, chiamo Gennaro, vediamo se vince direttamente il frigorifero lei, così. Solo perché è tifoso dell'Udinese. Invece ci è appena arrivato un SMS da un telespettatore che dà la Triestina vincente. Esatto, Triestina magari arriva proprio da Trieste questo. Non lo so, non c'è il prefisso un cellulare, però Triestina Pordenone 2-1 e Montebelluna Sacilese 2-0. San Vitese, San Vitese San Paolo Padova 1-0. Allora vediamo se abbiamo proprio Savino Tagliamento in collegamento. No, GP, abbiamo il Fincantieri Monfalcone contro il Droce, Roberto Visintin. Lancia, scusami Roberto, scusa un attimo, Gemma, lancia bene questo collegamento. Hai ragione, aspetta che arriva Roberto. Eccolo qua, Roberto, buon pomeriggio. Come state? Stiamo benissimo. Allora, intanto raccontaci al chiosco qual è la specialità di quest'oggi. Non ci sente perché... Mi sentite? Adesso sì. Roberto, volevo chiederti qual è la specialità di oggi al chiosco? Cosa c'è? Il cotto alla brace? Oggi siamo andati sul tradizionale, vista la temperatura, siamo con il vin brûlé. Bellissimo stizze comunque. Questo sicuramente. Ti stiamo invidiando.
Assolutamente. Allora, durante la settimana voi avete fatto il posticipe, perché purtroppo anche in Serie D adesso c'è questa brutta abitudine come eccellenza, anticipi e posticipi. Avete pareggiato 1-1 proprio con San Paolo Padova, quindi avete fatto un passo in avanti in classifica e quest'oggi lo scontro con il Dro, diciamo uno scontro proprio diretto, vero, per la salvezza? Esatto, anche perché loro sono giusto 3 punti avanti a noi, quindi con una vittoria li raggiungeremo in classifica. Sì, come tu dicevi giustamente, abbiamo fatto questa partita durante la settimana, abbiamo avuto diciamo un risultato positivo tutto sommato, stiamo dando un po' di continuità ai risultati, che questa è una delle componenti fondamentali per una salvezza agognata naturalmente, però è quello che noi ci auguriamo che possa avvenire a fine campionato. Senti Roberto, visto che qua si parla che da domani c'è già il mercato, a Monfalcone si muoverà qualcosa? Ma diciamo c'è qualche voce, diciamo che se dovesse esserci qualche buona occasione sicuramente non ci tireremo indietro. Certo che per un discorso di bilancio a fronte di qualche entrata ci sarà anche qualche uscita in caso. Certo. Bene, allora, Roberto, noi ti ringraziamo e naturalmente più tardi ti richiamiamo perché ci aggiorni su quanto succede appunto a Monfalcone. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie Roberto. È arrivato un altro SMS con altri pronostici? Sì, un altro pronostico: Triestina Pordenone 0-2, Montebelluna Sacilese 1-1, San Vitese San Paolo Padova 1-3. Qui invece la Triestina in effetti la danno perdente. Sì, vabbè, stiamo a vedere. Ah sì. Comunque, dal mio punto di vista la Triestina può fare veramente una bella partita oggi, anche se giocano con i cerotti, come abbiamo sentito da Emilio Ripari, tanti giocatori fuori. Però magari tirano fuori la grinta. Assolutamente, ripeto, l'esempio è l'Udinese domenica scorsa con la Fiorentina, davano tutti perdente, invece ha fatto e poi Giovanni, permetti, un Pordenone che nelle ultime domeniche ha un po', come si dice, rallentato il passo, no? Fiorentina potrebbe anche diciamo che ha vinto con Belluno 4-1 il primo tempo un po' sì, così, però insomma il secondo tempo è stata un disastro per il Belluno, voglio dire, domenica. Sì. Ma tornando al discorso di Triestina Pordenone, questa è una partita che soprattutto per il Pordenone ha un significato importantissimo. Ricordiamoci che 2 settimane fa il Marano andò a Trieste e vinse 1-0, quindi questa è una partita che nel gioco psicologico che secondo me si è già innescato e che durerà fino alla fine del campionato tra Pordenone e Marano, questo è uno step, è un passo importante per il Pordenone, perché il Pordenone scenderà in campo sapendo che il Marano ha vinto a Trieste, quindi è una partita che il Pordenone porterà a casa. E la Triestina, attenzione, perché la Triestina soprattutto davanti è una squadra di vertice da prime 3/2 posizioni, perché c'è Godeas, c'è Sessolo che è un ex che non si è lasciato benissimo con il Pordenone l'anno scorso, quindi ricordiamoci quindi la cabala ha sempre, no? Quindi, poi c'è Rossitto in panchina che ha preparato la partita, perché conosce molto bene il Pordenone, conosce molto bene i giocatori. Ci sono degli elementi che fanno pensare che questa non sarà una partita sicura, non può essere una partita semplice, perché comunque si va a giocare a Trieste allo Stadio Rocco, quindi tanto qua è già un fattore di difficoltà per chiunque. E dopodiché il Pordenone scenderà in campo incontrando una formazione che non è cioè stiamo parlando di giocatori importanti che hanno fatto la Serie B, la Serie C, la Serie B, la Serie C, la Serie A. La Serie A, sì. Certo, la Triestina in mezzo al campo e in difesa non è al pari delle prime 2, quindi neanche del Pordenone. Però attenzione all'attacco. Quindi se il Pordenone deve essere bravo, soprattutto nell'ipotesi in cui si ritrovasse in difficoltà o sotto oggi, trovare la forza e la mentalità giusta e avere la mentalità giusta per ribaltare il risultato. Certo. Questo è dimostrare di essere il Pordenone oggi deve dimostrare di essere una grande squadra. Solo le grandi squadre, il Marano l'ha dimostrato, vanno a Trieste e vincono. Certo. E Loris, una domanda a Loris, che Loris è esperto di calcio, ma soprattutto della psicologia del calcio. Il fatto che il Pordenone sul campo è a già 2 punti dal Marano, perché ricordiamo che sono a pari punti per una vittoria a tavolino 3-0, perché in realtà il campo direbbe che il Marano in questo momento è a 34 punti e il Pordenone a 32. Può anche questo essere per il Pordenone un piccolo limite psicologico? Cioè dobbiamo stargli dietro perché saremmo già dietro se non ci fosse stato il 3-0 a tavolino? No, non credo che pensino a queste cose. Pensano di essere lì e pensano di giocarsela fino alla fine. Tuttavia il Marano è una grande realtà, sono ancora che protestano per la partita persa a Pordenone. Sì, e quindi, Coppa Italia ricordiamo. Sì, e quindi
insomma, io penso che ci sarà un gran spettacolo a Trieste. Penso anch'io. Perché la Triestina è una squadra importante, come sentivo poco fa, e con giocatori importanti che sono capaci di fare magari una prestazione super e dopo ritornare su normali livelli. Certo. Però possono vincere la partita entrambe, su sarebbe episodi, diciamo su che episodi. al vecchio Totocalcio sarebbe una partita tripla. Sì, avvocato. ma se il Pordenone dimostra di essere una squadra da vittoria, è una partita che deve portare a casa, assolutamente. Io sono il primo a dire che una sconfitta, un pareggio non pregiudica nulla. Ci sono ancora tante ma sì, ma perché poi io sono dell'idea che i campionati si vincono da marzo in poi. Sì. È lì che la differenza. E per questo è importante poi il mercato di gennaio, perché è a marzo che si inizia a vedere la differenza qualitativa anche rispetto a quello che si è fatto a gennaio per i dilettanti a dicembre. Certo. Ma questo vale anche per i professionisti. Quindi è a marzo, quando le forze iniziano a mancare, si inizia a vedere la fine del campionato e si spera che il campionato finisca il prima possibile. Sì. Soprattutto per chi è davanti e che non è dietro. È lì che si vede veramente la qualità, il margine qualitativo tra una squadra e un'altra. Quindi se fossi nei dirigenti del Pordenone, questa è una partita sicuramente importante, per non dire fondamentale, per la psicologia del momento. Però poi i campionati si vincono da marzo in poi, è lì che si vincono. Certo. Quindi... Vediamo se abbiamo qualche collegamento dalla regia. CGP abbiamo Dario Perosa per Tamai Vittorio Falmec. Allora, lì sicuramente, buon pomeriggio Dario, scusami, sicuramente è già cominciata la partita, come sta andando? Ma guarda, allora prima di tutto qui è 0-0 ovviamente perché è appena cominciata. Sì. Io a Tamai sto sempre bene, però oggi credimi Giovanni, la testa è a Trieste perché è triestino di nascita, seguo il Pordenone dal 1978, quindi non è che sia tanto vecchio. Ma il tuo cuore, Dario, il tuo cuore batte più per il Pordenone o per la Triestina? No, beh, è ovvio che ormai essendo Pordenone e seguendo il Pordenone per il Gazzettino, anche per ragioni di convenienza, mi auguro che finalmente il Pordenone ce la faccia, sì, però il cuore dove nasci, lì dice una canzone triestina, qui ho la culla, qui avrò la tomba, viva Trieste, terra d'amor. No, ma comunque è diviso a metà in questo momento. Ho sentito che c'è Mattia Tirelli. Sì, infatti, no, ma hai già... Ti fa una battuta Mattia, Dario. No, hai già prenotato il posto a Trieste. Sì, l'hai già prenotato. Lui ti parla di psicologia, lui ti parla di storia, lui ti parla di etica, però attenzione, con quella faccia così pulita da bravo ragazzo, eccetera, lui ha le mani in pasta nel calcio triveneto, conosce ogni movimento, ogni cosa, ogni tanto dà qualche suggerimento sui movimenti che si devono fare e anche ogni tanto ti passa qualche notizia su movimenti fatti ad amici che scrivono per i giornali, che orecchie da intendere. Dietro compenso, chiaramente. Dietro compenso dice. Allora, Tamai sceso in campo con Berrettini, Meneghel, Balduit, Petri, Scapin, Perissinotto, Nardella, Furlan, Davide e Furlan Federico, tutti e due. Sellan e Ortolan agli ordini ovviamente di Birtig, mentre il Vittorio Veneto è in campo con Tonon, Spader, Dal Bianco, Martini, Gaiotti, Marson, Posocco, Cervesato, De Martin, Scarabel e Davide agli ordini di Della Bella. Fino a questo momento tanto gioco a centrocampo, un unico tiro pericoloso di Scarabel al 9° minuto del primo tempo per il Vittorio Veneto. Partita importante anche qui, certo non a livello di quella che si gioca a Rocco di Trieste, ma importante perché il Vittorio Veneto, occasionissima ancora del Vittorio Veneto, adesso con il numero 9 De Martin ha respinto Perettini, bravissimo respingere. Dicevo, Vittorio Veneto che ha fatto 2 punti nelle ultime 6 partite, Tamai invece in serie utile da 4 partite, squadra che scende, squadra che sale, si incrociano in questo momento con obiettivo raggiungere o ritornare perlomeno a centro classifica, vedremo come andrà a finire. Benissimo, grazie a Dario Perosa, ovviamente linea aperta per tutti gli aggiornamenti in tempo reale di Tamai e Vittorio Falmec. Gemma, abbiamo un altro collegamento? Sì, GP abbiamo
Roberto Vicenzotto per San Vitese San Paolo Padova. Roberto, buon pomeriggio e benvenuto all'altra domenica come primo collegamento. Come sta andando a San Vito? Pronto Roberto? Sì, ci sono, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Roberto, dicevo benvenuto all'altra domenica come nostro corrispondente in questo caso per San Vitese San Paolo. Com'è cominciata la partita? Cominciato da un quarto d'ora, siamo ancora sullo 0-0, praticamente nessun tiro in porta che abbia impegnato i due portieri, lunga fase di studio anche con le squadre allungate, tutte e due hanno bisogno di punti, sia San Vitese che San Paolo Padova, fino adesso ha prevalso il controllo del gioco ma non la finalizzazione. Vi do le formazioni, intanto seguiamo questa azione che vede la San Vitese in attacco con la palla che arriva in area ma sta sbrogliando la difesa del San Paolo, per cui procedo con le formazioni. La San Vitese ha Peresson fra i pali, Soggia, Zugliani, Scodellaro, Geremia, Zorzetto, Turri, De Cecco, Della Bianca, Giglio e Casarotto. Il San Paolo di mister Masitto ha Rosiglioni fra i pali, Bertelli, Gomiero, Piaggio, Faloppa, Poletti, Cadau, Benucci, Becchinato, Lucchini e Franceschini. Arbitra una perna tutta di Ravenna con Bendanti al fischietto. Mentre siamo al 17° minuto è ancora 0-0 il risultato. Benissimo, ti ringrazio e ci sentiamo naturalmente, ti chiamiamo più tardi per avere ulteriori aggiornamenti. Grazie ancora. Nel frattempo arriva un sms. Arriva un sms un po' polemico. Aspetta, che questo lo dedico a io personalmente a Mattia Pertodi, a Mattia Tirelli. Io mi confondo sempre col è l'età. Prego. Allora, ma pensate ancora che il Pordenone vada in C? Senza Zubin è una squadra al pari come le altre. E ora van via da Pordenone Zanardo, Maccane e Casella. Motivo? Se non lo sai tu. Guarda che ti faccio vedere qual è adesso anche, ti mettiamo sotto tortura. Ma io non ho notizie fondate su questi movimenti. Sei un bel ragazzo, ti cresce il naso. Ma io penso una cosa, che se si verificassero delle uscite, delle operazioni in uscita, ci sarebbero delle operazioni in entrata. Credo anch'io. Quindi anche sì, perché la voglia e l'obiettivo del Pordenone è chiaro, è quello di vincere. Dopodiché sì, se non c'è Zubin, però Zubin quest'anno è la punta di diamante, no? Si Quindi parla di Oliveira, no? Sì, anche. Si parlano di giocatori in entrata, però Zubin in questo momento... non vuolo dire, ma lo porta lui Oliveira. No. Sentilo. Ma... Che poi, scusami un rumors, sembra che oltre a Maccan figlio, se ne vada anche dalla società Maccan padre, ho sentito voce a Pordenone. Non posso commentare, ma non commento queste cose, a me non risulta. No, mi parlo, sai, al posta, sai che al posta che girano queste voci, che al posta tutti sanno tutto. Sì, infatti, io sono poco informato, quindi a me non risulta. No, ma è vero, a me non risulta. Però quello che voglio dire è questo: Zubin è un giocatore che gioca, deve giocare, gioca tutti i 90 minuti, tiene da solo l'attacco perché è un bestione. A Pordenone non si pensa di trovare un sostituto di Zubin con le caratteristiche di Zubin, ma un giocatore, se poi si voglia veramente cercare un attaccante. Anche perché mi sembra che davanti hai messo bene il Pordenone, esattamente, ma io giocatori anche in panchina, no? Diciamo, questo lo sanno tutti, perché anche sui giornali è uscito, è comparso, è stato scritto, la vera caccia in questo momento è per un difensore. Certo. Quindi il vero obiettivo principale sia per il Pordenone che per il Marano in questo momento è un difensore centrale. Ma una con domanda che alcune voglio caratteristiche. farti. Io ho visto tutte le volte che è entrato Maccan in campo, se non ha segnato comunque ha creato sempre grandi scompiglii. Come mai gioca così poco? Perché Maccan ha delle caratteristiche, intanto delle caratteristiche molto simili a quelle di Zubin. Sì. Quindi è giusto, secondo me, anche perché poi lui torna da un periodo di incidente, attività, quindi ha bisogno di allenarsi, di fare minuti, che poi ha fatto, perché anche con la squalifica di Zubin lui ha giocato al posto di Zubin. In questo momento io penso che l'allenatore nel suo modo di gioco non vede due punte assieme con quelle caratteristiche, anche se hanno già giocato assieme, e lo stesso Maccan ha segnato, è stato determinante.
È un giocatore, non nascondiamoci, McCann è un giocatore che ha fatto la Serie B, sì. È un giocatore importante per la Serie D, per l'interregionale. È giusto, continuo a dire, per una società, per una squadra che vuole vincere, arrivare fino in fondo prima, cercare di, soprattutto all'inizio, di bilanciare e gestire le energie, e quindi una staffetta Zubin-McCann che si è verificata, che c'è stata in questo momento, è stata, secondo me la gestione di McCann è stata perfetta finora. Sì. Dopodiché, se la società, io queste voci a me, ripeto, non risultano di un'ipotetica uscita di McCann, quindi non mi risultano fondate. Ma se dovesse uscire un attaccante come McCann, è chiaro che il Pordenone correrà a correre i pari per prendere un attaccante di altrettanto valore, e per una squadra come una società come il Pordenone c'è la fila. Per venire a giocare qua, chiaro. Chiaro, ma da tutta Italia c'è la fila. Stessa cosa vale per il difensore Sì, centrale. Abbiamo un aggiornamento, Chiostol mezzo 0-1, abbiamo anche un inviato in linea che è congelato, poverino. Muggia Fontanafredda, c'è Igor Zugna. Igor, buon pomeriggio. Sì, pronto, buongiorno. Senti, come sta andando lo scontro con la capolista? Fino a poco fa bene, adesso abbiamo preso gol, è passato in vantaggio il Fontanafredda con un gol di Facca, da una punizione dalle tre quarti, un cross, e la Bora ha cambiato la trattoria della paglia, non la traiettoria. Addirittura? Ecco, sì. Comunque 1-0 per il Fontanafredda. 1-0 per il Fontanafredda. Senti una cosa, a Muggia cosa si dice? Adesso sono riaperte le liste ovviamente per il calciomercato, anche per quanto riguarda le eccellenze. Pensate di prendere qualcuno lì da voi, visto che la situazione in classifica non è proprio così rosea, no? No, noi abbiamo un gruppo di ragazzi giovani e puntiamo su questi, anche se non dovrebbe andare bene le cose. Il prossimo anno siamo a posto, penso, con questi ragazzi qua. Comunque qualcosa verrà sicuro, sì. Certo. Qualcosa, almeno una punta. Oggi abbiamo diverse assenze, anche ci manca tutta la divisione titolare praticamente. Certo. Bene Igor, ti ringrazio, ci colleghiamo più tardi con te, intanto grazie per questo primo collegamento. Ho tempo di darti 2 aggiornamenti della Serie D? Certamente. Allora, Fersina Perginese 0, Marano 2. Eccolo qua. Eccolo, e poi Belluno Mezzocorona 1-0, ha segnato il Belluno. 1-0 a Fersina. Ecco, qui diciamo è la forza. Si parlava del Marano. La forza del Marano, appunto, Sì, Loris. la debolezza del Fersina. Beh, la Fersina, vabbè, non si capisce neanche perché abbiano messo la Fersina e l'Unione Ripa in Serie D a questo punto, perché sì, sono squadre le squadre trentine tradizionalmente fanno sempre fatica non parliamo male dei trentini. No, fanno difficoltà nell'ultimo periodo almeno. È vero, le ultime partite sono andate male. No, nell'ultimo periodo, negli ultimi anni. Da quando ho visto... Beh, io le seguo da poco, cosa devo fare? Sì. Vabbè, Giovanni, non possiamo andare in pubblicità così. Ho visto grandissimi fallimenti sportivi. Allora, abbiamo la pubblicità, poi rientriamo con tutti i nostri ospiti, naturalmente con Loris iniziamo a parlare di eccellenza, perché dopo pochi minuti già... Fontanafredda ha preso il treno, nonostante loro insistano a dire che è un campionato transitorio e non puntano alla Serie D, in realtà... il Fontanafredda ha dei giocatori, parliamoci chiaro, ha dei giocatori che fanno la Serie D a occhi chiusi. Sì. La Serie D fanno l'eccellenza. E invece a sorpresa dopo 20 minuti il Chions, che era dato come squadrone, sta perdendo col Tolmezzo. Questa è una sorpresa, questa è una sorpresa. Anche Gregorutti è squalificato la punta o la tre quarti di punta, perché insomma è un giocatore molto atipico, e tolto lui dovrebbero fare difficoltà a fare gol, invece l'hanno fatto, non so chi abbia segnato, e dopo magari ci colleghiamo con Chions e vediamo anche il marcatore. 5 minuti, anzi 4 minuti di pubblicità. Ho avuto un lapis, un lapis, eccolo qua. 4 minuti di pubblicità e poi ancora con noi. L'altra domenica lo sport Triveneto in poltrona. Lei è già seduta, vedete voi. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic.
passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotto, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Portogruaro, Mestre. Sinaauto.it. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. 20 anni! 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria! Ma che birreria! È la Cerveseria! Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria! Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria, in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni. Ridefinire il nostro concetto di design. Superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla.
Ben rientrati l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Da domenica prossima provate Musette. Esatto, e il vin brûlé che piace a Eleonora. Piace a tutti. All'altra Eleonora piace il vin brûlé? Sì, piace. Perfetto, allora vin brûlé. Chiamiamo dopo il nostro amico Roberto Visentin, ci facciamo la ricetta visto che a Monfalcone oggi la specialità è il vin brûlé. Ma mi pare un po' tutte le domeniche, sì. Da ottobre in poi. Voglio fare una piccola parentesi, una piccola chiosa. Prima, quando ci chiamavano all'ordine perché rientravano la pubblicità, c'è stato un urlo spogliati. Sta diventando un set porno? Cosa è successo? No, è che lo studio è un po' freddino, no? Allora io mi copro, durante la pubblicità approfitto e mi metto il maglioncino. Per il discorso di prima, 12 del 12 del 12, a una certa età si sente il 12 del 12 non era la data dell'asteroide. Di più il freddo, no? Sì, è a vero. una certa età, sai, si dorme di meno, sente un po' più freddo. Primi reumatismi. I primi reumatismi. Quindi bene. sono oltre le scalmane già. Sì. Avanti. Allora, aggiornamenti. Torniamo a far finta di essere leggermente No, seri. io non ho aggiornamenti dalla Serie D, qua su Datasport è tutto fermo. Invece in eccellenza confermiamo il vantaggio del mezzo Carnia sul Chions, della Fontana Fredda sul Muggia, e il vantaggio a 13° sul 13°, quindi 13° 0, San Daniele 1 e quindi le prime tre galoppano alla Giovanni, grande. possiamo fare un virtuale applauso a Xavier Zanetti che oggi rientra in campo dal primo minuto, che penso che sia uno degli ultimi giocatori esempio ancora presenti sul campo, che insegnano ancora cosa vuol dire il calcio con la C maiuscola. Io penso che virtualmente un applauso lo dobbiamo fare indifferentemente da che squadra si tifa. Ancora un professionista serio, capace e soprattutto avercene ancora di questi giocatori. E pensa che l'avvocato Tirelli non era neanche nato, che Zanetti giocava già con l'Inter in Serie A. Sì, anzi sì. No, mi ricordo benissimo quell'anno, quell'estate in cui Moratti comprò due argentini sconosciuti, uno era Zanetti, l'altro era Aviocinto Rambert. Famosissimo, che era quello più forte tra i due, era quello che aveva più... C'era anche Caio, no? Se non sbaglio. E Caio era brasiliano, era forse lo stesso anno, sì. Però i due argentini arrivarono, ci sono le immagini del repertorio dove ci sono questi due ragazzini, e il meno quotato, meno conosciuto era Zanetti, che poi ha fatto... È un po' come la storia di Battistuta alla Fiorentina. La Fiorentina ha preso la Torre in quella volta e nel giro d'affari prese questo Battistuta che doveva giusto così tanto perché non sapevano cosa fare. No? E poi invece così il calcio, il mercato. Ad esempio Sidorf aveva obbligato il Milan a prendere un suo parente che poi è stato mandato a destra e a sinistra, se vi ricordate. Ma invece oltre Zanetti in tribuna c'è Toir, il nuovo presidente dell'Inter. Era un'altra notizia, no? Che c'è Toir? Ma secondo te come si parlano lì adesso in società? In inglese. Rigorosamente in inglese. Si chiama internazionale, scusa. No, io credo che uno che dica che dell'Inter si ricorda Vendola capisce poco, quindi... Però ti posso dire... Però quell'anno... Ventola. Sì, ho capito. Ventola, scusa. Andiamo sulla politica. Ventola. Ventola comunque è un'altra persona. È stato per me un grandissimo centravanti, non ha avuto grande fortuna ma un grandissimo centravanti. Sì, vabbè, ma non è che ha lasciato segno nell'Inter, sì. Non è Milito, voglio dire. Vabbè, chiaro. Grosso era, grosso era. A questo proposito è stato anche molto penalizzato dagli infortuni, Vendola. Dobbiamo fare il sondaggio tra le nostre bellezze. Lei è tolta di mezzo non perché è una bellezza, ma perché di lei sappiamo tutto, anche il numero di scarpe. Invece, Eleonora, il giocatore tuo preferito, non ti chiedo la squadra, che ovviamente è udinese, ma il tuo giocatore preferito? Andanovic. Udinese lei patocca, perché è vero che è il portiere dell'Inter, ma Andanovic è arrivato a Udine, anche se è passato per Treviso. Ma Andanovic, allora la storia di Andanovic è incredibile perché era un giocatore, un portiere scarso. Sì. Forse abbiamo già parlato di Andanovic. No, abbiamo parlato tanto di Kebala. Però forse parlando di Kebala. No, ecco, esattamente, facciamo il paragone con Andanovic. Andanovic arrivò a Udine, fece due apparizioni. Portiere che con i piedi era da farsi il segno della croce. Con le mani non si sapeva perché fece due apparizioni ma non fu molto impegnato. Poi andò a Treviso, fece delle cose. Si rese protagonista. Farsi il segno della croce con i piedi comunque. No, con le mani non si sapeva, si era visto. Per fortuna si era visto. Dopodiché andò a Treviso, si rese protagonista di alcune madornali cappelle, dai, sì, si può dire. Papere. Rondinelle. Ed era un portiere deriso da tutti. Totalmente deriso, dopodiché con la tranquillità che l'ambiente udinese sa dare in molti momenti, con il lavoro,
settimana dopo settimana è diventato uno dei portieri più forti in questo momento al mondo, anche all'Inter è riconosciuto. No? Sì. Sì. Tra l'altro la sua fortuna è stata, quando è tornato a Udine, avere Chimenti, che nelle prime giornate di campionato era il 2007-2008, fece col Napoli, prese 5 gol, uno più assurdo dell'altro, e la domenica dopo Chimenti che arrivava dalla Juventus. Arrivava dalla Juventus, tutti dicevano che doveva venire a fare, diciamo così, il secondo, era a fine carriera, insomma doveva fare solo il secondo, invece all'epoca era, se non ricordo male, Marino allenatore dell'Udinese, fece giocare Chimenti che fece un disastro, prese gol da scuola calcio, e la sua fortuna fu che la terza domenica, la quarta, giocò titolare, e da lì esplose il fenomeno Handanovic in tutto il mondo. Ma soprattutto, Eleonora, questa crisi tra Buffon e la Seredova, sì, che è una delle notizie più importanti. È l'argomento della domenica pomeriggio. Dopo il ritorno di Galliani al Milan. Per questo problema. Io Hanno contenti tanti uomini. Io non ho dormito tutta la notte. È un altro. E forse anche tante donne. Scusa, un bell'uomo pieno di soldi, scusa. Anche. Dio, importa non è più donne, uomini. Importa non è più questa gran certezza, vero? Ma rimane un grandissimo portiere. Sì, dopodiché, un po' datato. ma Sì, sì, beh, però insomma, l'importante è la continuità. Deciso a me, però Di un portiere bisogna vedere l'affidabilità non nella partita singola, ma nell'arco di stagione, anni, nella stagione, degli anni, nella carriera. L'affidabilità di Buffon è incredibile. Una domanda a Loris. Potrebbe esserci. Non ha precedenti la fede. Potrebbe Buffon fare più o meno la strada di Zoff, che a 38 anni ci ha buttato fuori dall'Argentina, a 42 ci ha fatto vincere il mondiale, nell'82 ci ha fatto vincere il mondiale in Spagna? Potrebbe fare anche meglio, perché Anche Buffon meglio. ha cominciato a 18 anni, che era già in Serie A, forse non li aveva neanche 18 anni. Ha esordito 16, ma Buffon ha già vinto il mondiale. Ha già vinto Sì, infatti, io facevo un potrebbe paragone con far Zoff, meglio. che a 38 anni. Ma scusate, meglio Buffon ha vinto a quanti? 27 anni. Potrebbe far meglio di Zoff. Ecco, Giovanni, se permetti, Zoff va fatto già meglio, scusato in secondo quella me. partita con l'Argentina, perché un minuto prima, in un'uscita, se non ricordo male, l'olandese, adesso non mi ricordo chi era il centravanti dell'Olanda, mi pare Van de Kerkhoff, insomma, su un contrasto, prese una bella botta. Quella è la finale terzo quarto. No, la semifinale decisiva, la quarta partita con l'Olanda, giocata, noi dovevamo vincere, stavamo vincendo 1-0. Esatto. Segnò Brands e poi Gol da fuori area. il Tutti e gol due da di fuori Brands, che fece l'autogol prima e poi fece il pareggio. E Un poi gol ci fu il famoso gol da 40 metri di Però un gol Hahn, se non ricordo male. Però Zoff in quel momento li prese che oggi sarebbe 40 minuti per terra il portiere. Lui riprese la palla e la buttò fuori. Si fece una medicazione al volo e poi effettivamente prese quei 2 gol lì proprio perché non stava neanche bene. Zoff era diventato ed è diventato un portiere eccezionale dopo quando è diventato un portiere maturo, primo, e poi quanto si diceva poco fa di un portiere maturo che rimane uno dei portieri più forti del mondo, che è Buffon, e come sa gestire l'area, come sa gestire i compagni, e Zoff era maestro in questo, e in più aveva una posizione strepitosa, cioè lui leggeva le traiettorie, sapeva dove doveva posizionarsi. Buffon, secondo me, è ancora di più tecnicamente impostato, perché io mi ricordo dei grandi voli di Albertosi, in quella che era più bravo all'inizio di Zoff. I grandi voli di Albertosi al Mondiale del Messico ha fatto cose incredibili Albertosi, però compensati come potrei dire, dall'esperienza, dalla posizione, dalla tecnica di Dicevo base. che Bertosi era carente delle uscite rispetto a Zoff. Infatti, ma tra i pali forse solo Castellini del Torino gli stava dietro. Il vecchio Giaguaro. Sì, esatto. Però oggi come oggi Buffon è un uomo squadra, un uomo spogliatoio, un uomo Juve. Ma forse non è più uomo Seredova. Forse non è più uomo Seredova. Giovanni, sei fissato? No, non l'ho tirata fuori io, chi l'ha tirata fuori? Lui l'ha tirata fuori. Invece Bagolin cosa dice? Bagolin, tanto lui è di Pieris, paesano di Fabio Capello, tra l'altro. No? Sì. Fabio Capello che continua a stupire perché è uno dei più grandi. Ma lo conosci bene? Lo conosci bene? Beh, no, quando io sono arrivato a Pieris, non dimentichiamoci che io sono veneto d'origine, sono arrivato a Pieris e lui era già alla SPAL quella volta, quindi è cominciata lì la sua carriera e adesso addirittura in Russia, quindi è passato per l'Inghilterra
Peccato che si fa vedere poco a Pieris, ecco, questo. Beh, diciamo che è leggermente impegnato, no? È leggermente impegnato. Essere CT di una nazionale, credo che perdano più tempo in giro per il mondo ad andare a vedere tutti i giocatori, vero, che ad allenarli alla fine, perché poi al contrario ad esempio di Prandelli, che ce li ha tutti qua più o meno, a parte 2 o 3 in Inghilterra in Premier League, effettivamente in Russia giocano ben pochi giocatori della Russia, avvocato. La nazionale russa è composta da gente che gioca tutta in Premier League, di qua di là, no? Ma molti giocano, alcuni giocano all'estero, ma Certo. molti giocano. Ragazzi, in Russia hanno i soldi, quindi tanti russi stanno in Russia. Ma i russi comprano le squadre. Bisognerebbe vedere, lo Zenit San Pietroburgo ha mezza nazionale, lo Spartak ha mezza nazionale. No, molti giocano in Russia. Sì. Infatti dovremmo abituarci a questo, a vedere molti giocatori dell'Europa occidentale che già stanno andando, ma andranno sempre di più verso l'est, quindi verso i campionati russi, ucraini, il campionato ucraino. Guardiamo lo Shakhtar Donetsk, è una squadra fatta per 6-7 undicesimi da brasiliani, ma non brasiliani scarsi, brasiliani forti, cioè, ci sono alcuni nazionali all'interno che giocano, infatti lo Shakhtar fa la Champions League, gioca in uno stadio gioiello, fa la Champions League da anni, gioca in uno stadio gioiello, è arrivato anche molto, molto in là, è arrivato anche ai quarti di finale, quindi non sottovalutiamo, dobbiamo imparare a non sottovalutare i campionati a noi non ancora ben conosciuti, non ben digeriti, no? Metabolizzati, e tra questi ci sono sicuramente i campionati russi, e il campionato russo e il campionato ucraino. GP, ti interrompo perché ci sono degli aggiornamenti per Charlene Smuzzane e Virtus Corno. Abbiamo anche Antonio Libri in onda. Antonio, buon pomeriggio, cosa sta succedendo a Carlino? Buon pomeriggio. Bene, a Carlino il Corno è andato in vantaggio con una grande azione di Vito Rossi, un gran lancio di 30 metri, e Giao è andato in contropiede facendo gol, staccandola. Senti Antonio, in questo primo tempo che diciamo tra 5-7 minuti finisce, com'è stata la partita? Cioè, ha meritato il Virtus il vantaggio o è stata una partita più equilibrata? No, c'è abbastanza equilibrio, però noi abbiamo sfruttato questa bella occasione e siamo andati in vantaggio. Benissimo. Invece 2 secondi, Antonio, scusa, sono Omar Costantini. Senti, tu domenica ti sei lamentato dell'arbitraggio. C'erano 3 amici tuoi dopo, che li ho visti al solito posto sulla collina, i quali mi hanno detto che l'arbitro, di Corno tra l'altro, che mi hanno detto che l'arbitro è stato perfetto. Non commento, che è meglio. Bene. Grande Antonio, ti ringrazio del collegamento e ci sentiamo dopo, grazie ancora. Prego, grazie di nuovo. Dopo. Allora, parlava l'avvocato Tirelli e quando parla con tanto bell'uomo arriva un SMS per lui. Cosa vuoi che ti dica? Allora, un saluto alla trasmissione ed in particolare a Tirelli da parte di Paolino, ex Sanvitese della scorsa stagione. Saluti. Ciao Paolino. Domanda, chi è Paolino? Chi è Paolino? Chi è questo magari Paolina. Paolina sarebbe stato meglio. Sarebbe meglio no? Paolino. No. Ma forse il fatto che sei in mezzo a 2 Eleonore non fai il solito scoop, non buchi il video come l'altra volta che eri vicino a Maschi, sei vicino a 2 splendori, cosa vuoi? Ci sono altri aggiornamenti, brutte notizie per il nostro Roberto. Peta. Porca la miseria. Roberto, cosa mi combini? Io assolutamente niente. Il nostro difensore però ha fatto un fallo. Aspetta un attimo, niente, sull'unica forse azione loro è arrivata la palla al numero 9 Cicuttini e il nostro difensore è saltato di testa assieme a lui, si sono toccati, ma insomma, tutto sommato non mi sembrava assolutamente un fallo da rigore. L'arbitro ha pensato diversamente, ha concesso il rigore che ha segnato il numero 10 Tisi. Niente, adesso sta un po' innervosendo la partita perché ha ammonito 3 giocatori nostri direi inutilmente, ma comunque sì. Quindi stiamo lottando anche con questo. Diciamo che rispetto alle ultime prestazioni Monfalcone fa un passo indietro, no? All'inizio campionato magari giocate meglio voi, prima occasione da gol la buttavano dentro, come oggi. Ma noi abbiamo avuto 3 occasioni, ma diciamo solo davanti al portiere del nostro giocatore, soprattutto l'ultima con Miraglio che ha fatto una bella azione, dopo ha calciato di sinistro al lato, però ripeto, la prima opzione che noi abbiamo qualche difficoltà a concretizzare, perché effettivamente
il vero bomber al momento non c'è stato fino adesso. Certo. Certo che un po' anche mi lascia un po' perplesso il fatto che nelle ultime 4 giornate abbiamo avuto 4 migliori incontri, più il primo della prima giornata. Certo. Ogni minima occasione nella nostra area concedono il rigore, che ci sia o che non ci sia, dopo, non voglio dare sempre contro all'arbitro. Beh, però insomma è statistica, ultime 4 partite, 4 rigori contro, questo si parla di statistica. Esatto. Aspetta, fermala. Lotta in area, ribatti, ma niente da fare. Roberto, scusa, sono Omar Costantino, volevo chiederti al chiosco invece come sta andando la partita. Il chiosco te lo saprò dire ad appena scendo tra il primo e il secondo tempo. No, perché mi dicevano che il Brulè era un po' in fuorigioco prima, mi è arrivato adesso un SMS. No, ma poi Roberto, noi siamo molto attaccati a voi, perché tu in particolare sei molto simpatico. Ma ci hai detto del vin brulè, ma da mangiare non c'è niente oggi al chiosco? Non si fa così, Assolutamente sì, noi abbiamo il nostro addetto alla griglia, che contrariamente a tutti quelli che pensano che si chiami Giovanni o Pietro, si chiama Vito ed è napoletano verace. Ne abbiamo anche noi uno dietro la telecamera. Ne abbiamo anche noi un Vito napoletano verace dietro la telecamera. Sì. Ma il Vito alla telecamera è una cosa, Vito invece di fare le pizze che fate alla griglia è un'altra. Beh sì. E quindi oggi qual è la specialità del chiosco? Siamo praticamente sulle cose tipiche della zona, quindi del Friuli in generale, dalle Lugane. Alla, come si chiama, aiutami. Volentieri. Quella pancetta tagliata grossa. Tu che sei della zona, che Lugane che sono. Mi viene fame, dimmi. Sì, niente cenapsi. Salsicce. Se volete ve la mando via SMS. Perfetto. Bene. No, aspetta, perché adesso il telefono ce l'ha la Gemma, lei è vegetariana. Ti diamo un altro numero, va bene? Va bene. Grazie Roberto, ci sentiamo dopo. Allora, ricapitoliamo la Serie D quando mancano pochi istanti alla fine dei primi tempi. Sì. Belluno Mezzocorona 1-0, Montebelluna Sacilese 0-0, Este Unione Ripa 0-0. Fersina Perginese Marano 0-2, San Vitese San Paolo Padova 0-0, Tamai Vittorio Falmec 0-0, Trissino Valdagno Giorgione 0-0, Fincantieri Monfalcone Dro 0-1 e Triestina Pordenone 0-0. No, GP, aspetta. Succedono cose. Ecco. Succedono, chi lo dice? Io lo dico. Alberto Commisso. Alberto è in linea. Giovanni, ti devo correggere. È tutto il primo tempo, ma il Pordenone quasi immeritatamente è passato in vantaggio, te lo devo dire. Al 41esimo, quando sembrava che la Triestina avesse in mano le redini della partita, invece c'è stata questa doccia velata della Triestina, insomma, che ha preso un gol da calcio di punizione. È stato uno schema che secondo me è punizione della destra di Zanardo, assist appunto di Zubing, è subentrato Mattielig che con un piattone ha messo praticamente a sedere il portiere, insomma, del Mestre. Immeritato perché? Perché secondo il mio punto di vista la Triestina aveva creato molto di più in questi primissimi 45 minuti di gioco. Già al nono aveva insomma messo brivido al portiere, insomma, Careri, insomma, un calcio d'angolo, Wagner e una conclusione, insomma, ravvicinata e la palla si era alzata, insomma, sopra la traversa. Poi una grande posizione appunto di Pramparo, pochi minuti dopo aveva messo in una condizione Monti di calciare in porta per un errore clamoroso, ma per tu col portiere non ha appunto sbloccato il risultato. Poi il 28esimo, una punizione molto insidiosa appunto a 20 metri di Daros. Careri si è dovuto impegnare non poco con un colpo di Reni, ha deviato appunto la palla sopra la traversa. Quindi adesso il primo tempo è finito, il risultato è quindi di 0-1. Io e mio papà ci concediamo per un prosecchino. È giusto, è giustissimo, è giustissimo. E speriamo anche in un vin brulè, perché il prosecchino insomma sta ben poco. Un brulettino sarebbe la cosa migliore. Va bene. Per lenire un po' il freddo, diciamo così. Bevetene uno anche alla nostra salute. Ci sentiamo dopo. Grazie. Alberto, al secondo tempo. Ciao. Giovanni, scusa, sono cambiati i risultati anche in Serie A, perché il Sassuolo è passato in vantaggio a Cagliari
ieri per 1-0 e a Milano l'Inter, gol di Alvarez se non sbaglio, Guarin, scusa, vince con la Sampdoria 1-0 perché stavo parlando di Alvarez che sta facendo la fascia in maniera incredibile. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, però prima facciamo un ennesimo SMS per Tirelli. Sì, e Paolino, Sì, dicevo Paolino perché nell'ambiente calcio mi conoscono così, facevo l'accompagnatore della San Vitese con mister Esposito, esperienza giusto. non facile ma da ricordare, vero, ti saluta di nuovo. Ciao Paolino. Ti dico solo prima della pubblicità Sì. che il Marano ha segnato il terzo gol, Sì. quindi Fersina Perginese 0, Marano 3 e Este 1, la Fenadora 1. 1-1 Comunque, Esatto. commentiamo questa cosa del Pordenone a questo punto, no? Abbiamo tempo per Sì, commentarlo? prima No. di... Sì. Le grandi squadre si vedono proprio Esatto, in questi momenti. casi. La squadra che magari non gioca bene, non si esprime, non merita, però poi nell'episodio, però poi l'episodio importante che sa sfruttare sono Calcio da fermo, calcio anche da tra fermo. parentesi, sì. Infatti quest'anno il Pordenone ha fatto tanti gol su calcio da fermo, Sì. che sono, basta guardare le statistiche, no? I calci da fermo sono i gol da calcio piazzato, da situazione da palla inattiva, come si dice adesso, no? Bravissimo. Esattamente, dice così, rappresentano più della maggior parte delle situazioni da gol, quindi dei gol effettivamente realizzati. Sono quelli che partono da calcio da fermo. Beh, Quindi, ad esempio si parlava che domenica scorsa io non mi ricordo in questo campionato un gol con palla attiva non inattiva dell'Udinese. Tutti partono da calcio da fermo con l'Udinese quest'anno. Anche domenica scorsa punizione e poi arriva da dietro Ertò e la butta dentro. Ah beh, giustamente, il gol di Ertò è chiaramente un gol da palla inattiva, ma questo capita ormai nel calcio, in questo calcio così veloce, dove tutti corrono, c'è poca rilassatezza, no? Non so se possiamo usare questo termine, però meno spazi, quindi è più facile Sfruttare errori, sfruttare errori da palle da fermo e anche sperimentare nuovi schemi. Certo. Quindi diventa sempre più un gioco, quello del calcio, un gioco molto tattico. Lo era già prima, ma sarà sempre di più. Questa è un'evoluzione. In Italia, perché no, ma dappertutto. Tu dici che... Sì, dappertutto. Magari Raddoppio del Belluno. Ecco. Belluno 2, mezzo Corona 0. Vabbè, bisognerebbe vedere le statistiche, Sì. però i dati sicuramente in Italia sono questi. I gol da calcio, i gol che scaturiscono da palla inattiva sono la maggior parte dei gol realizzati. Sono piuttosto sicuro che anche all'estero capita, non so con che percentuale, però, Certo. perché se vediamo la Premier League, faccio riferimento al calcio inglese, vediamo magari qualche gol in più su palla in movimento, no? Ma anche questo è un discorso culturale, per dire, perché poi c'è poco da fare, il calcio, è anche il bello del calcio, no? Ogni nazione rispecchia il proprio calcio, no? Certo. Ogni cultura si riflette nel modo di giocare. Questo capita in tutte le situazioni della vita collettiva, anche quindi nel calcio. E per dire, in Inghilterra, e poi chiudo, in Inghilterra si è sempre usato calciare molto da fuori, una cosa che magari in Italia, invece in Italia per tradizione è sempre preferito avvicinarsi alla porta. Sì. I fraseggi a palla bassa, I grandi calciatori inglesi che noi ricordiamo sono questi calciatori che calciavano da fuori, ci sono ancora adesso i Lampard, i Gerrard, sono tutti giocatori che hanno avuto sempre questa capacità, questa predisposizione a calciare da fuori. E poi ci sono, questo per quanto riguarda il calcio inglese, ma poi ci sono molti altri esempi. Li facciamo dopo perché adesso andiamo in pubblicità. 4 minuti e poi torniamo con l'altra domenica, lo sport triveneto in poltrona. A tra poco. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone
Pordenone, Portogruaro, Mestre, Sinauto.it. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria, in Viale Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni. Ridefinire il nostro concetto di design. Superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotto, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Amiche, c'è una grande novità! Temporary Shop! Al centro commerciale Meduna, il nuovo negozio con tantissimi giocattoli a prezzi bassissimi! Temporary Shop, giocattoli a prezzi shock presso il centro commerciale Meduna a Pordenone. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona e rientra anche il capoconduttore. Il capoconduttore non è male. Il capocuoco. Mentre ero dietro le quinte, dietro Via. le telecamere, guardandoti mi è venuta in testa una bellissima canzone No, di, io c'ho paura di un quando- tot tempo fa quando di parte così. Riccardo Cocciante, che ovviamente Omar Non so, sa e qual è. adesso siediti su quella seggiola. E adesso spogliati. Ah. Mi stavi spogliando. Pensavo perché sto sempre seduta. No, ti stavi spogliando, scusa. Vabbè. Allora, ricapitoliamo la Serie D per quanto riguarda i primi tempi, dovrebbero essere confermati questi. Ma io sto aggiornando.
Esatto. Belluno Mezzocorona 2-0, Montebelluna Sacirese 0-0, Este Unione Ripa 1-1, Fersina Perginese Marano 0-3, San Vitese San Paolo Padova e Tamai Vittorio Falme, scusate, 0-0, come Trissino Valdagno Giorgione 0-0, mentre a Monfalcone il draw in vantaggio per 1-0 sulla Fincantieri Monfalcone e il Pordenone in vantaggio a Trieste sulla Triestina per 1-0. Sì, se permetti, in Serie A il Sassuolo ha raddoppiato a Cagliari. Ecco, dopo ne parliamo del Sassuolo che diventa una squadra, credo, da tenere d'occhio. Da tenere d'occhio e soprattutto una squadra rivelazione, perché sono partiti della serie fanno su e giù e invece... difficoltà e soprattutto è la squadra che metterà in difficoltà molte squadre, perché era dato nei pronostici iniziali come una squadra Materasso, sì, esatto, sì. Invece quindi si rivaluta anche la vittoria dell'Udinese a Reggio Emilia con la mercoledì sera, è vero, sì, che abbiamo vinto 1-0 con un po' di fortuna. Vediamo l'eccellenza cosa è successo. Ricordiamo ancora in anticipo ieri il Cras Repeng ha regolato San Luigi Calcio per 3-0, invece quest'oggi Chionston Mezzocarnia 0-1. Il Charlis Muzzane ha pareggiato a fine primo tempo, quindi Charlis Muzzane e Virtus Corno 1-1 per la felicità del nostro amico Loris. Gemonese ISM Gradisca 0-0, Manzanese Lumignaco non pervenuta, stiamo cercando di trovare i nostri contatti, purtroppo al momento non sappiamo come sia. Anzi, se qualche ascoltatore sa com'è Manzanese Lumignaco, mandateci un sms, il numero è sempre lì in sovraimpressione. A Muggia ancora Fontana Fredda in vantaggio per 1-0, Rivignano Azzanese 0-0 e San Daniele ancora in vantaggio al 13° alla fine del primo tempo per 1-0. Quindi tolto il Manzanese Lumignaco, che per quanto riguarda la testa della classifica dell'eccellenza Loris non conta molto, come dicevamo prima, quelle in testa viaggiano come dei treni, il famoso Frecciarossa, e quindi il campionato diciamo è su un binario preciso in questo momento. Sì, quello sì, bisognerà vedere dietro cosa succederà. Comunque le due squadre più in difficoltà mi sembrano il San Luigi e il Muggia. Io penso che... Ma il Muggia era ampiamente prevista, sì. E il San Luigi un po' meno, però poi c'è un gruppo di squadre che comprendono anche che arrivano fino al 13°, sì, che lotteranno per i play-out e poi 3-4 squadre che se la vedranno per salire di categoria, tra le quali c'è sicuramente il Fontana Fredda. Certo. Mi sembra che abbiano tutto a Fontana Fredda. Sì, ci diceva anche prima Mattia, no? Giocatori, strutture, storia, pubblico, credo. Sì, anche il settore giovanile lo stanno facendo discretamente bene. Insomma, è uno stadio importante. È uno stadio importante. Diciamo che l'unico stadio della provincia di Pordenone è omologato per la Serie B. Per la Serie B? Può essere, sì. Perché infatti quando il Portogruaro è venuto in Serie B e dovevano decidere se giocare a Fontana Fredda perché loro non era ancora adeguato quello di Portogruaro, e poi hanno scelto di venire a giocare a Udine le prime 4 di campionato, ma se non avessero avuto l'ok dei Pozzo a Udine l'avrebbero giocata non al Bottecchi, attento, a Fontana Fredda, al comunale di Fontana Fredda. Sì, perché proprio ci sono. No, comunque a parte questo è uno stadio vero. Molto bello. Stadio vero, molto bello. E sicuramente poi niente. Ecco. Non so cosa dire. Poi. No, stavo pensando. No, che sì. Invece sta rallentando per quanto riguarda il primo tempo con Rivignano Lazzanese, che è l'unica delle squadre di testa che non sta vincendo. Bene per il Rivignano. Sì, adesso ti do una chicca. Una chicca. Noi di solito perdiamo le partite all'ultimo quarto d'ora. Ecco. Nelle ultime 7 partite 6 sono state perse sempre con un gol di scarto nell'ultimo quarto d'ora, per cui è lì che manca. E perché la squadra è stanca, perché si distraggono? Perché sono, suppongo, ben allenati, ma evidentemente la testa non gli dura 90 minuti. Non gli dura 90 minuti, gli dura 90 meno 15 e probabilmente questo è il limite di quella squadra. GP, scusami, momento. Io ho un inviato che non mi risulta di conoscere, si chiama Daniel, al telefono. Vediamo da dove ci chiama, pronto? Buongiorno a tutti, sono Sandro Cioppi da San Siro, Meazza di Milano. Volevo salutare il mio collega Giovanni. Sì.
No, scherzo Giovanni, ciao, sono Dani da San Vito Tagliamento. Ciao. E volevo salutare tutto lo studio. Grazie. Siete simpaticissimi. Mi tenete compagnia perché sono infortunato al braccio. Cosa è successo? E vi tenete tanta compagnia. Che cosa è successo? Purtroppo mi sono rotto il braccio e sono qui nel divano e mi tenete tanta compagnia. Io Giovanni sono lo speaker della San Vitese, abbiamo organizzato una festa anche a San Vito. Certo, vi ricordo, sì, la partita del cuore, sì. Ecco, e volevo... No, abbiamo fatto la presentazione della San Vitese. Ah sì, adesso, ok. Al Pascià. Sì, al Pascià, anni fa 3 però anni qua, fa. 3 anni fa, sì. E volevo salutare anche un saluto grande a Leonora Mazzari. Sì. Perché ci sono i giocatori della San Vitese che la ricordano ancora. Che strano, Anch'io della San a quella Vitese. presentazione. Sei anche tu? Eh sì, con la maglietta della San Vitese. Non mi ricordo sì. mica di te. È No, un ti problema ricordano tuo, tutti. Giovanni. Sì, sono tutti i giocatori della San Vitese che ci ricordano ancora quel particolare lì di quella bellissima valletta che avevamo presente alla presentazione della San Vitese. Allora, 3 facciamo anni una- fa, ai tempi di foto. Daniel, quando c'è una sorta di campionato, carico la Mazzari e la portiamo a San Vito, va bene? Pronti, va bene? Va bene, va bene. Naturalmente, Ancora l'onore a tutti voi. naturalmente deve giocare l'Inter così lasciamo a casa il moroso. Va bene. Grazie Daniel, grazie di Ciao, seguirci e auguri per il tuo braccio e per la tua guarigione. Ci siamo dimenticati di chiedergli se era Oh, sul eccolo divano lì. da solo, sì. Alla faccia vostra che non amate le squadre trentine, ha segnato il draw contro il Fincantieri Monfalcone. Sì, da mo' che l'abbiamo detto in diretta. L'abbiamo già detto? Sì, 1-0. Ma no, non è vero, mi imbrogli, fai vedere. Sì, signore. Roberto Visentini. Ah, è vero che ci ha chiamato. Ero presa dal peta. 12-12-12. Vabbè, No, però, siccome mi è tornata la memoria, volevo concludere il discorso. Dico solo io sono un po'. No, perché... No, allora diciamoglielo, qua serve una macchinetta del caffè, Giovanni. Sì, esattamente. Perché sia io che l'avvocato. Allora, sono. veramente aspetta, pericoloso. Io sono abituato ad andare sui campi, prendere questa bella capito. aria gelata in Sì. faccia E la domenica. svegliarsi. Io E invece quando... voglio la telecamera perché voglio fare un annuncio a casa Adesso- alla mia mamma, a tutti gli ascoltatori. Io vi giuro che nell'impianto di condizionamento non gira droga. Assolutamente, anche se li vedete così, sono tutti tranquilli, non c'è neanche alcol sui tavoli. Ve lo assicuro, se volete venire a trovarci, perché ne avete inanellate di quello oggi pomeriggio, mica da ridere, eh? Sì, e sono solo le 3:30, siamo qua ancora un'ora e mezza. Ecco. Giornata impegnativa. Comunque volevo finire il discorso. Sì. Ecco. Ci sono altri aggiornamenti, scusate se vi interrompo sempre, ma così Edio Pignato per Rivignano Azzanese. Edi, allora, Lazzanese, cosa succede? Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, stiamo vincendo 1-0, abbiamo appena fatto gol adesso. Ecco. E c'è stata una posizione laterale e il difensore centrale nostro, Spadotto, che ha fatto gol anche sabato scorso, Infatti. ha fatto l'1-0. Senti, ma questo Spadotto, appunto, siccome io vi seguo, è al vizietto del gol, mi sembra, vero? Sì, è alto 2,03 m anche, Sì. per cui per lui è molto più facile e anche un gran tempismo alla fase di inserimento che è ottimo, per cui è molto facilitato avendo anche questa statura enorme. Ne ha già fatti 5 quest'anno. Infatti, per quello sapevo che ne ha fatti tanti. Edio, avevamo appena commentato, no? Riguardando anche i risultati dell'eccellenza, che l'unica squadra di testa che non vinceva era l'Azzanese. Appena finito di dire, tu hai chiamato. Quindi in questo momento... Probabilmente vi hanno sentito. No, ma dico, in I questo ragazzi vi hanno momento sentito. il trenino di testa va avanti allegramente tutti e tre insieme voi. Ma il Fontana Fredda sta vincendo anche il Fontana Fredda? Esatto. Ah, quello non lo sapevo, pensavo fosse ancora 0-0. No, Fontana Fredda sta vincendo a Muggia per 1-0. Ho capito, ma hanno fatto gol nel secondo tempo anche loro, mi pare. No, nel primo tempo, proprio appena cominciato, dopo 10 minuti, un ho quarto d'ora. capito. Sì. Ho capito. Quindi in questo momento in classifica siete 31. Allora, Fontana Fredda 31, Crasso Le Pen 28 e voi andate a 25. Sì. E il perché San Daniele Chion sta mi pare- vincendo e quindi San Daniele va a 23. Chion sta perdendo, mi E pare, Chion sta per cui- perdendo, esatto. Quindi voi quattro là in testa fate questo bel campionato tutti insieme perché, voglio dire, a parte che anche sabato scorso voi avete regolato in maniera, direi, molto decisa il Crasso Le Pen da voi ad Azzano. Abbiamo fatto una gran partita quando una squadra così analizza un po' tutta la settimana quello che di meno buono abbiamo fatto e abbiamo così risposto bene sul campo
sabato scorso, insomma. Bene. Abbiamo fatto veramente una gran partita ricca di contenuti. Benissimo, Edo ti ringrazio, naturalmente ci sentiamo più tardi per gli aggiornamenti appunto Benissimo. da Rivignano. A me dispiace per il mio amico Loris che però l'aveva detto nell'ultimo quarto d'ora a Rivignano, invece qua non siamo ancora all'ultimo quarto d'ora, siamo nei primi 10 minuti siamo. Ecco. Allora, ci sono altri aggiornamenti? Sì, finalmente ho rintracciato uno dei nostri inviati, Antonio Sorrentino, e è cambiato un sacco di cose nel primo tempo tra Tricesimo e San Daniele. Oh, vediamo, Antonio, raccontaci cosa succede a Tricesimo. Ma, diciamo che abbiamo iniziato subito in favore del San Daniele, e, comunque la partita equilibrata sicuramente, però San Daniele ha avuto la fortuna di andare in gol su un calcio d'angolo, è entrato di testa Nardi, ha fatto gol, e quindi il Tricesimo ha ripartito, c'è stata una bella reazione, credo verso il 25esimo minuto ha pareggiato con un grandissimo gol di Balzano. Quindi adesso ci troviamo nel secondo tempo, per il momento il risultato è 1-1, Certo. speriamo bene. Bene, benissimo. Va bene. Grazie. Antonio, ci sentiamo più tardi, grazie. Dunque, ho appena detto una inesattezza, Edio, perché il Tricesimo GP, appunto ha scusami, è successo un casino a Trieste. C'è Alberto Commisso. Alberto! Vediamo. Giovanni, sta succedendo di tutto qui a Trieste, oltre alla Bora c'è un Pordenone scatenato che in 2 minuti ha segnato altri 2 gol, ragazzi, è una cosa incredibile, una vera macchina da guerra, vera ragione di chiamare la Freccia Rossa, Inter parlato, ci ha pensato un grandissimo Zanardo, praticamente che ha preso per mano la squadra e l'ha portata adesso a segnare su 2 minuti e 2 gol. Nella prima azione Zanardo ha fatto fuori appunto metà difesa, ha passato insomma Zubin al centro, una Veronica insomma, su Della Bona, e naturalmente per il portiere del Messi non c'è stato nulla da fare. 2 minuti dopo Zanardo con un pallonetto, un tocco insomma delizioso, ha messo fuori causa insomma, sempre del Messi, e a questo punto la partita, secondo il mio parere, è virtualmente si chiusa. Mancano, è vero, insomma, 35 minuti ancora da giocare, però Pordenone in vantaggio insomma 3-0, la Triestina annichilita, Stadio Nereo Rocco ha un colorito, anche se i tifosi insomma sfidano il freddo con dei cori, esponendo anche degli striscioni, ma nessuna contestazione nei confronti della società. È un merito, un plauso a questo Pordenone che ci sta credendo e sta appunto insomma conducendo per 3-0. Adesso vediamo se riuscirà insomma a concludere la partita insomma con questo parziale. Noi crediamo insomma di sì, e sono soprattutto gli ultras anche a crederci che con numerosi insomma con dei cori e dei canti appunto sostengono la loro squadra e hanno ragione, perché questo Pordenone sta facendo veramente delle cose fantastiche. Alberto, allora, a parte gli scontri diretti che hanno sempre visto il Pordenone vincere sul Marano sia in campionato che in Coppa Italia, io e te personalmente abbiamo visto Triestina-Marano e adesso tu stai vedendo Triestina-Pordenone, dacci un giudizio anche a distanza di Marano e Pordenone. Allora guarda, la Triestina che ha giocato col Marano è una Triestina, noi giovani l'avevamo vista un po' fiacca, un po' molle e anche un po' diciamo spacchettata dall'arbitraggio. Prima ho avuto il piacere di scambiare 2 parole proprio veloci con Emilio Ripari, giustamente lui lo sappiamo, il suo animo un po' partigiano, insomma FIFA la Triestina, e ha ragione, insomma ci mancherebbe altro. Lui mi diceva sì, anche oggi insomma arbitraggio contro, falli non fischiati, ammonizioni non date, ma secondo il mio punto di vista la Triestina aveva cominciato a giocare bene fino al 30esimo, 35esimo, poi è crollata, è arrivata una doccia fredda appunto sotto il gol del primo tempo, segnato appunto da Mattielli, che la ripresa io pensavo che la Triestina riuscisse un attimo a rimettersi un po' in sesto, insomma a cambiare modulo schema, invece questo non è successo, anche perché sul Pordenone ha tirato fuori dal cilindro insomma 2 occasioni importanti e tutte e 2 insomma con una spietatezza veramente incredibile è riuscito ormai a chiudere insomma la partita. Quindi in casa sicuramente la Triestina ha difficoltà, l'abbiamo visto col Marano e l'abbiamo visto anche oggi. Pordenone sicuramente insomma capolista, merita per gioco e per qualità la posizione in cui si trova, l'Unione invece ha qualche difficoltà
limita e soprattutto stenta a concludere in porta, quindi questo è una grossa pecca. Negodeas né tantomeno appunto il compagno di squadra Staros e Stagnetti sono insomma finora in questo secondo tempo sono resi pericolosi dalle parti di Carreri. Quindi il mio giudizio Pordenone 7, se dobbiamo appunto dare una pagella, Pordenone 7, 7,5, Triestina 5 in questo inizio di secondo tempo. Benissimo, grazie Alberto, buona Bora, naturalmente, la sentiamo benissimo al telefono, eccezionale. E allora, quindi vengono confermate e ribadite le convinzioni sia di Loris Garofalo che di Matteo Tirelli, ovvero... Rompere, mi spiace, ma anche a Tamai è cambiato qualcosa. C'è Dario Perosa. Dario, la tua Triestina ne ha presi 3. Ne sta prendendo 3. Io ho visto il primo, se non sbaglio, in Mattieli, il secondo di Zubin e il terzo di chi è? E il terzo, aspetta, ce l'hanno detto ma non me lo ricordo. Beh, non importa, intanto io ti do il vantaggio del Vittorio Veneto qui a Tamai, rete segnata al 13° del secondo tempo da Cervesato, che effettivamente la meritava perché è l'unico giocatore che si sta dando veramente da fare, aveva già provato in altre 3-4 occasioni, finalmente è riuscito. Al 13° quando ha ricevuto la palla da Martini ha tirato, ha fatto una prodezza Peressini deviando la palla in angolo, dagli sviluppi del calcio d'angolo di testa Cervesato ha segnato. Stranissimo, Tamai non ho segnato sul mio taccuino neanche un'azione degna di nota, forse perché manca Motta che in panca, oggi c'è solo Furlan davanti, sì, è coadiuvato dagli altri suoi compagni, però effettivamente non è un Tamai pericoloso, almeno fino a questo momento. Giusto quindi il vantaggio del Vittorio Farmek, adesso che siamo giunti al 17° del secondo tempo. Intanto ti ho dato il tempo per riguardarti le tue note, per dirmi chi ha segnato il terzo gol del Pordenone. Zanardo, va bene. Bene così, ok. Secondo me stasera a Pordenone ti strisciano la macchina, guarda. No, loro lo sanno benissimo come sono le cose. Mi dispiace perché a questo punto dubito che Rossito sarà presente a Sport Nord-Est. Mi aveva promesso che sarebbe venuto di là, ma se già dopo 55 minuti deve raccontarmi 3 gol, figurati come andrà a finire. Beh, al limite allunga di mezz'ora la trasmissione, finisce alle 9:30. Va bene, ci sentiamo. Grazie Dario, a dopo. Grazie. Oh, è bello, a me piace avere questi collegamenti perché... GP, scusa, sì. non ho nessun aggiornamento, però Graziano, un ascoltatore di Pordenone, ci ha chiamato perché vorrebbe fare una proposta a Sara. Era rimasto incantato, ha detto guarda che bella quando ride. Sorridi Sara per Graziano. Eccola qua, Graziano. Sono in saldo. Cos'è questa? Prenditela. Graziano, ci sei? Meno male. No, GP non ha voluto parlare al telefono perché ha detto no, si parla di calcio, però salutala tu. E quindi... pensavo che fosse in diretta, no? Scampata bella. Ciao, Graziano. Sì. Graziano, mi raccomando, alla prossima telefonata c'è uno sconto particolare per te. Ti alleghiamo un set di batterie, tutte quelle consumate, ma soprattutto anche un vin brûlé di quelli eccezionali. Chiamaci ancora a questo numero di sovraimpressione. Non perdere tempo. Attenzione, perché Omar ha assolutamente ragione, perché le batterie esauste usate sono quelle del radiomicrofono di Sara, mica palle. È una reliquia, è una reliquia. Le batterie del radiomicrofono. Oh, so cos'è un radiomicrofono. Non le tue batterie, quelle si sono consumate da tempo. Vabbè. Senti, ma sono al litio? Le mie o quelle del radiomicrofono? No, non so, quelle del radiomicrofono di chiedere ad Enrico. Una domanda tecnica. No, io ho il filo come gli snorchi. Non oso immaginare cosa può avvenire alle 5. C'è qualcosa di... non è niente di cui parlare di calcio. A proposito, Tirelli ha da fare una dichiarazione ufficiale. Aspetta. È appena uscito in ANSA che dice che esce qualcosa di poco positivo dal... No, la verità, Giovanni, la verità è che ci ho messo le mani io ieri. Per A posto siamo.
Allora, Omar, la Serie A, mi sembra che è capito qualcosa, quindi aggiorniamo anche la Serie A. Sì, allora, nel frattempo io ero andato a cercare se trovavo qualcuno a Manzano che mi rispondesse al telefono, ma non rispondono, tutto il cellulare è chiuso. Allora, innanzitutto Atalanta-Roma 0-0, Cagliari 0, Sassuolo 2, Chievo 1, Livorno 0, Inter 1, Sampdoria 0. Quindi io direi che adesso, visto che dalla regia mi sembra che aggiornamenti clamorosi non ce ne siano, potremmo cominciare a parlare con queste bellissime ragazze. Sì, ok, ho visto, mancano 2 minuti alle 10, a meno 10. Ad esempio, voi sapete che il Friuli è sempre stata una grande terra di calciatori, di sportivi, eccetera, non grandissima terra di artisti, non sono nati tantissimi artisti. Una ce l'abbiamo qua in casa, che è Selene. Buonasera, ci siamo già salutati prima. Buonasera. E lei ha cominciato a fare veramente, non è... a parte cantare, no? Io ho visto i tuoi show che sono veramente una cosa incredibile, no? Tipo, lei ha avuto l'onore e anche la fortuna, perché bisogna essere anche fortunati nella carriera, di fare il Capodanno a Trieste dell'anno scorso. E Capodanno a Trieste che penso c'era un po' di zima, no? Leggermente, freschetto c'era. No, neanche tanto, sinceramente. Quest'anno fa più freddo rispetto all'anno scorso. Fa più freddo. Sì. Allora, se dalla regia ci mandano il video Selene numero 2, vediamo appunto la Piazza Unità d'Italia. Ecco. Sì, il Capodanno dell'anno scorso. Raccontaci questa, eccolo qua, raccontaci questa esperienza, Selene. Guarda, allora, forse il freddo quella volta non l'ho sentito anche perché ero un po' emozionata, sì, quindi magari adesso ti ho detto anche una cavolata, no? Però tutto sommato è stato veramente molto emozionante, soprattutto perché essendo anche un artista bene o male non molto conosciuta ancora, e comunque ha avuto un bel riscontro anche da parte del pubblico, che nel senso comunque è stato molto partecipe, mi ha seguito, e ha applaudito, ha alzato le mani, insomma è molto emozionante quando reagiscono bene. Anche perché dico, lo scenario di Piazza Unità d'Italia è unico, voglio dire. Madonna, non ci sono tante piazze belle. Soprattutto a Capodanno, guarda che era uno spettacolo indescrivibile, cioè, anche perché ho avuto la fortuna di fare sia l'apertura ai Finlay appunto che la chiusura, cioè finito i Finlay abbiamo fatto appunto, continuato la serata con DJ set, io e un altro mio amico che facevamo da vocalist appunto su questa piazza fantastica, e quindi è veramente emozionante. Poi chiaramente ho avuto anche altre esperienze, appunto Maiano anche quest'estate. Ecco, di Maiano magari ne parliamo un attimo dopo, perché sennò ti bruciamo subito tutta, no? Senti, dunque ci parlavi appunto di questo nuovo lavoro, quando uscirà? Che gentile che sei, Nel senso, ma sono termini tecnici, quando bruci... Mamma mia, Possiamo spegnere la lezione per cortesia, perché se no non oso pensare alle 17.01 le telefonate che mi arrivano dal direttore. Giovanni, sai che mi preoccupa, perché che Sprite ho buttato? La Sprite. La Sprite, sì. La Sprite. Possiamo far parlare la nostra ospite, che è così gentile di trovarci. No, parlavamo prima del tuo nuovo lavoro Seven, appunto, i 7 vizi capitali. 7 peccati capitali. Ma non i vizi, speravo i vizi. No, no. Io l'ho buttata. Peccati quelli dell'agilo, no? Pensavi magari. No, scherzo. No, comunque no, l'album è già stato finito, concluso l'anno scorso ancora. Sì. Quest'anno sto lavorando a un nuovo progetto con altre persone, poi ci sono comunque vari studi, per fortuna, che comunque mi chiedono qualche collaborazione, il che fa molto piacere. E oltretutto, oltre appunto alla mia carriera bene o male di cantante, ho anche la fortuna di aver trovato questo collaboratore di questa TV del Padovano. Sì. Di pure la rete, non c'è troppo. Sì, canale 609, va in onda sul digitale terrestre in streaming. La TV si chiama City Live. Parlano appunto di musica, soprattutto anni 70, 80, 90 e fino ai giorni nostri. E io sono appunto per adesso la loro VJ ufficiale di questo programma. Ma quindi vai a registrare a Padova o lo fai qua e poi... No, lo faccio qua. Poi chiaramente dovrò andare prima o poi anche là, sicuramente. Però per intanto ce la caviamo. Se vuoi un consiglio, non andare mai in Autogrill Porcia Nord, come me, venerdì pomeriggio, perché ti rubano la borsa, quello che è successo a me. Ringrazio l'amico Dove te l'hanno rubata la borsa? Allora, ringrazio quella testa di cazzo che venerdì a mezzogiorno e mezza mi ha aperto la macchina, anzi non la mia, quella di Oriano, mi ha rubato la borsa con dentro tablet, orologio, cellulare, di tutto. Grazie amico, tanto ti abbiamo beccato con le telecamere, stanno venendo a prenderti. Scusami, questa era una parentesi privata, quindi quando vai a Padova come foto di venerdì non fare Porcia Nord per cortesia, grazie. C'è un risultato da aggiornare? Per quanto riguarda Manzanese Lumignacco siamo 1-2.
1-2, ecco. Grazie Gemma. Siamo riusciti a rintracciare un numero, ci mancava appunto, era l'unico campo che ci mancava. Allora a questo punto ricapitolo l'eccellenza: Chionsto Mezzocarnia 0-1, Charlis Muzzana e Virtus Corno 1-1, Gemonese ISM Gradisca 0-0, Manzanese Lumignaco 1-2, Muggia Comunale Fontana Fredda 0-1, Rivignano Alzanese 0-1 e Tricesimo San Daniele 1-1, quando mancano più o meno mezz'oretta, siamo giù di là, 25 minuti, mezz'oretta a seconda dei recuperi. Mi sembra che siamo anche leggermente in ritardo. C'è la pubblicità. Facciamo questi 4 minuti di pubblicità e poi rientriamo con l'altra domenica, lo Sport Triveneto in poltrona. A tra poco. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotto, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano Decimo. Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Portogruaro, Mestre, Sinaauto.it. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. 20 anni! 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria! Ma che birreria! È la Cerveseria! Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria! Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al
accompagnamento. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni, ridefinire il nostro concetto di design, superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. Alberto Commisso da Trieste. Come va Alberto? A parte il freddo, sono Ma anche contentino qua, per il sai, fa Pordenone. freddo anche qua. Ma non vi invidio. Comunque il Pordenone ha steso il poker, 4-0 e ormai la partita, come era già finita prima, adesso insomma proprio ci abbiamo messo la pietra sopra. E Curato al 25esimo, un'azione corale sul fronte del portiere, un tiro non preciso e per del metro c'è stato nulla da fare. Oltre al danno lo diciamo appunto la beffa per la Triestina che per Duca Munizioni Wagner un palese la palese caduta in area di rigore, non c'era fallo, l'arbitro ha aspettato che si alzasse, si è sventolato in faccia il cartellino giallo, poi naturalmente era stato ammonito prima e gli ha sventolato il cartellino rosso in faccia. Quindi 4-0, Rossitto sconsolato ha deciso di sedersi in panchina, non più da ormai. Accidente La lavora. guerra non sembra un collegamento. Non riesco neanche più a parlare qua. Sì, infatti, ti crediamo. noi riusciamo a sentirci. Ok, 4-0 Alberto, vediamo di rifare il collegamento un po' più tardi se si calma un Quando po' il vento. sarai al riparo. Sì, ci sentiamo dopo perché Ciao, veramente è inascoltabile. Dunque, voi dovete sapere che durante la pubblicità noi qua ce la spassiamo ce la qua. raccontiamo, no? Ed è venuta fuori una cosa molto interessante, no? Certo. A domanda, ma per avere un fisico così, tu cosa fai? Scusami, io non ho fatto questa domanda. L'alluvione. Ho detto, lui ha voluto dirmi che cosa fa. Lui Eh. perché il nostro camera mi mostra le sue foto di lui mezzo nudo, no? Ecco. Per bullarsi. Ma Allora gli dico, ma su Facebook del camera. abbiamo da mettere in diretta. Vittorio Di Ronza. Allora un attimo, abbiamo un altro collegamento, torniamo subito su... GP, aspetta, che c'è Roberto. Roberto, dacci buone notizie. Sì, nel giro di un minuto è cambiato completamente il risultato. Perfetta di Acampora, Ecco. primo gol su azione della destra, cross in mezzo, e lui ha legittimato il rete, secondo un'azione del 2, partito da metà campo con il giocatore inizia da palla sopra e ha proseguito fino in porta calciando alla destra del portiere. Roberto, dunque adesso con questa doppietta... Roberto, questa doppietta a Campora si avvicina alla testa della classifica marcatori. Io non so di preciso perché non è che seguo la classifica canonieri, però penso che abbia 8 gol, credo. Lui adesso ha 7 gol, almeno ufficiali, quelli che dà dal sito della... e c'è Ferretti e Lasagna. Lasagna e Ferretti ne hanno a 9. E lui va a 7 con quella doppietta. Non ho nessuno a 7 io. A Campora. Ah sì, è vero. 5 più Se devo dire, il mio personale partner era un giocatore a campo che alla fine del primo tempo avrei sostituito perché sembrava quasi svogliato, invece ha questa capacità di cambiare completamente la partita da un momento all'altro. Poi sentiamo il pubblico che incita. In vita non ho avuto il mio stesso pensiero. Roberto, scusa. Dimenticavo, abbiamo dato un brulè a tutti i giocatori. Che va in petto. Roberto, c'è Omar Costantini che vuole farti una domanda. Senti, ho sentito rispetto al collegamento precedente il calore del pubblico del Kosulic. Sì, assolutamente. Aspetta che ti dè.
Voi sbagliate, sono norme portati da parte di là. Senti, ma nell'intervallo... C'è un attaccamento alla squadra da parte del supporto, soprattutto c'è un gruppetto che ci segue in tutte le trasferte, che è una specie di chiosco itinerante. Visto che siamo davanti a Sestile, c'era anche Alberto, il nostro collega, hanno portato il prosciutto cotto nel pane, io ho mangiato mercoledì la stessa cosa a Padova contro il San Paolo. Diciamo che da questo punto di vista stiamo anche esportando un po' di simpatia, credo, ecco. Beh, certo. È un bellissimo chiosco, un bellissimo ambiente, confermo quello che dice Roberto, perché mi è capitato di fare qualche servizio a Monfalcone sia all'attuale stadio Kosulic che al comunale, quello che è dall'altra parte del canale, per capirsi. E lì veramente è sempre un tifo vivo e genuino. Ma senti, ma nell'intervallo cosa gli hai fatto bere ai tuoi giocatori? Benedetto, vin brûlé. Allora, vedi? Vin brûlé corretto grappa. Perfetto, perfetto. E ci andava un po' di anice. Va bene Roberto, ci sentiamo più tardi per dopo. aggiornamenti, grazie. Grazie, a dopo. Dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti? basta con sta cosa. Eravamo rimasti. Aspetta che mi Siamo rimasti che qualcuno c'è un con le- aggiornamento, Oh. sì, per quanto riguarda Muggia Fontana Fredda abbiamo Igor Zugna in linea. Igor, di nuovo benvenuto. Cosa sta succedendo a Muggia? Hanno raddoppiato purtroppo il Fontana Fredda, ha raddoppiato in questo momento. Sì. 2-0 per il Fontana Fredda. Quindi una partita di mischia. Igor, una partita chiusa oramai, o no? Ma diciamo che abbiamo fatto una buona partita, noi non ci sono tanti punti di differenza, però gli episodi ci hanno condannato per il momento. Diciamo Siamo quindi- poco incisivi davanti, sì. Ma quindi un Fontana Fredda veramente squadrone? Ma per me è un mix di giovani e giocatori esperti, una bella squadra che sanno giocare, comunque una bella squadra, sì. Certo. Sì. Ti ringrazio Igor e Peccato. ci sentiamo per il 90esimo, per il risultato finale. Grazie ancora. Va bene, ciao, Credo che ci sia Alberto. Vero Gemma? Sì. Che è successo qualcosa a Trieste? Non vogliamo ancora svelare la storia del nuoto. No. Alberto! Sì, Giovanni Zubin sta dimostrando essere un goleador in tutti i sensi. Peccato che questa volta però vi ha segnato una sua porta, un clamoroso autogol, calcio d'angolo, guarda dalla destra, da Pratolino, si è messo praticamente in mezzo Zubin che con un tiraccio sporco, lui avrebbe sicuramente avuto l'intenzione di deviare la palla, di calciarla insomma lontano dalla sua porta, invece l'ha calciata nel proprio appunto specchio della porta e ha ingannato insomma Carei, quindi nuova situazione adesso qui a Trieste, Triestina 1, Pordenone 4. Bene, grazie Alberto. Grazie Alberto. Beh, cosa manca? No, un quarto d'ora cosa mancherà? Ma sì, no, 10 minuti più recupero più o meno. E allora ricapitoliamo sia l'eccellenza che la Serie D, partendo dalla Serie D. Belluno Mezzocorona 2-0, Montebelluna Sacinese 0-0, Este Unione Ripa Fenadora 1-1, Fersina Perginese Marano 3-0, San Vitese San Paolo Padova 0-0. Tamai Vittorio Falmec 0-1, Trissino Valdagno Giorgione 0-0 e Fincantieri Monfalcone Dro 2-1, mentre come da ultimo collegamento Triestina 1, Pordenone 4, ma amici, tutti i 5 gol li ha fatto il Pordenone. Sì. È incredibile, Visto no? che è Natale ha detto però facciamo un gol anche dall'altra parte. Ma, Così. Loris, ma Zubin che ha fatto tanti gol, adesso che ha fatto 8 gol, gli tolgono uno in classifica cannonieri? No, gliene aggiungono uno Gliene aggiungono uno dall'altra parte, ecco. Va bene. Allora, se Gemma ha qualcosa da dirci di là? No, sto respirando GP perché questo pomeriggio è stato movimentato. Dunque, allora, a battuta io faccio nuoto. Ancora questa storia. La mia collega, adesso capirete perché insisto col 12-12-12, ha chiesto al nostro bel ragazzo, ma vai in piscina? Qualcuno ha detto, no, mi alleno quando ci sono le alluvioni. Qualcuno che non dico chi è, ecco. Non lo diciamo. No, solo quando ci sono le Vabbè, alluvioni. io sto qui per farvi divertire. Soprattutto Sara, da brava giornalista Non e sono una segugia, giornalista, però stai diventando una giornalista, lei da segugia della notizia ha voluto approfondire questo argomento. Sì, ecco. era proprio così. C'è chi ha il pollice verde e chi ha il pollice 2.0, come si dice. Ecco. Allora, tu sei nata poi in una notte, Io sono nata alle 23:45, quindi Pensa. quasi il 13, quasi Santa Lucia, no? e pensa che a Udine, ricordiamo, aspetta che mia madre mi guarda, voglio ricordarti mamma, che il 13 dicembre arriva Santa Lucia a mezzanotte. Cioè, cosa stai dicendo? Hai già capito.
Sai che la tradizione di Udine a Santa Lucia Sì. è mettere la sera, i bambini mettono l'erba e l'acqua perché arriva Per l'asinello, Santa Lucia così con arriva. l'asino, sì, e poi a mezzanotte ci si alza e ci sono I regalini. i regali sul divano. Sì, ma io cosa so? Sono un regalo di Santa Lucia, ho capito. Va bene, sciocchezze, dobbiamo far controllare l'impianto di reazione. No, assolutamente. Assolutamente. Entro la prossima domenica va controllato. Allora Omar, di cosa parliamo insieme al tuo ospite? Allora, Renato Bagolin, nostro amico e da tanti anni che ci segue, molto noto anche della nostra rete televisiva. Ieri si è svolto a Grado la manifestazione annuale dedicata al ciclismo. Cosa ci racconti? Cosa è emerso da questa convention? Tanto siamo reduci da quel di Grado, perché come tu sai ogni 4 anni le premiazioni regionali si fanno a rotazione nelle 4 province, quest'anno toccava a Gorizia e siamo tornati appunto in quel del Palacongressi. E l'ambiente, di Grado. come si respira? Che aria si respira nell'ambiente? Beh, molto partecipato, anche se l'area di crisi che c'è per tutti gli sport, ma per il ciclismo ancor più degli altri, e per la parte che mi riguarda di più ultimamente è che il La velodromo, nota il dolente? ciclismo su pista, Nota dolente, direi io. Nota dolente. ancora di più, perché non so se l'ho già detto in qualche altra trasmissione, noi penso siamo l'unica sport che gli atleti devono pagare per partecipare. Ecco, voi tra l'altro adesso Ecco, avete noi questo, abbiamo un permettimi, unico velodromo Regionale? coperto in Italia, a Montichiari, e quest'anno i nostri ragazzi, per poter partecipare in inverno alle gare lì a Montichiari, devono pagare un obolo di 30 euro ogni volta che si iscrivono. E questo è il sto cambiamento dei parlando tempi. del settore giovanile, Certo. non dei Senti, invece professionisti. parliamo a livello regionale per quanto riguarda il ciclismo su pista. Quest'anno purtroppo il Bottecchi è stato protagonista perché San Giovanni, sappiamo, è un cantiere aperto comunque tutto l'anno, no? Ecco, è un danno importante questo, permettimi di dire un danno, nel senso senza apostrofo, un danno importante per il movimento, perché usufruire solo Pordenone, non poter usufruire San Giovanni, non vi dà quella possibilità di sviluppare Vabbè, ulteriormente. diciamo che no? sono stati 2 anni difficili, appunto perché ci sono stati i lavori di rifacimento del manto di alcuni box, di alcune strutture qui a San Giovanni, e anche quest'anno siamo partiti un po' in ritardo. Infatti gli allenamenti che di solito partono col mese di aprile quest'anno hanno cominciato a giugno, e quindi i ragazzi che sono andati ai campionati italiani nel mese di luglio, a metà luglio, Hanno subito e che l'handicap, ci avevano abituato a fin troppo bene, 7-8 maglie tricolori portavamo ogni anno. Quest'anno abbiamo dovuto accontentarci solo di un bronzo di Danini Davida. Velocemente, per quanto riguarda invece l'attività su strada? Per quanto riguarda l'attività su strada, anche lì i problemi sono tanti, perché quest'anno è calato notevolmente il numero di gare, ma quello che è il motivo principale anche di questo calo è che da una parte la prefettura, la questura, la polizia stradale pretendono sempre più che queste gare siano messe in sicurezza, e mettere in sicurezza le gare significa avere le transenne, avere tutta una serie di figure tipo le scorte tecniche, tutte queste cose qua, che una volta ci venivano fornite direttamente dalla polizia stradale. Oggi invece dobbiamo arrangiarci, e questi che vengono e hanno una responsabilità anche civile, oltre che anche penale, oltre che civile, è sempre più difficile che ti vengano gratis, mentre una volta venivano così gratuitamente, adesso si fanno pagare. La stagione diciamo, la stagione su strada è terminata, adesso si viaggia, diciamo, sullo sterrato, dunque il cross. Che ambizioni ci sono in programma? Beh, ieri avevamo, giusto ricordarlo, una campionessa europea a Grado alle Samira alle Todone, premiazioni, che è una Samira nostra carissima Todone, amica, tra l'altro. che tra l'altro è di San Giovanni, Che tornerà, tra l'altro. e Marco De Pollo, anche lui campione europeo, quindi le cose stanno andando alla grande. E per quello che riguarda noi, proprio la provincia di Gorizia, a Capriva, il prossimo anno avremo i campionati italiani proprio in quel Per quanto riguarda la mountain Capriva. bike. Per quanto riguarda E per il fuoristrada. ciclocross invece, che sono un po' di difficoltà?
Invece per il ciclocross una volta avevamo il trofeo Fogolar, poi avevamo un paio di gare ogni anno comunque qua in regione, e quest'anno partecipiamo, sì, abbiamo alcune squadre, alcuni ragazzi che partecipano al trofeo Triveneto, però gare qua siamo ridotti a una gara. Insomma, da 5, 6, situazione sempre più critica. Situazione Prego. Se ti interrompo, Scusa. abbiamo qualcosa che è cambiato. Muggia Fontanafredda, c'è Igor Zugna in linea. Igor, di nuovo con te, grazie. Cosa sta succedendo? Abbiamo abbracciato le distanze 2-1. E come dicevi tu, quindi nel primo collegamento? Sì, manca ancora 5 minuti più recupero. Stiamo attaccando, ma speriamo bene. Ma tu cosa mancano più o meno 5 minuti tra fine partita e recupero? Adesso 3 minuti più recupero, sì. Ecco, cosa prevedi? Cioè, state attaccando? Sì, stiamo giocando e vediamo. Adesso gol. Benissimo. Adesso comunque la partita è equilibrata comunque, a parte il Fontanafredda che è una bella squadra, però è stata una buona partita anche quella Bora disturbata, però hanno giocato tutte e due. Perciò. Benissimo, grazie Igor, ci sentiamo per la conferma del risultato a fine partita. Nel frattempo in Serie A posso dire clamoroso, Omar? Clamoroso sì, errore di De Santi sul calcio di punizione, e l'Atalanta al quinto del secondo tempo è passata in vantaggio sulla Roma per 1-0, è un gol pesantissimo questo, gol pesantissimo, ripeto, errore di De Santis sul calcio di punizione, ha messo male la barriera che tra l'altro si è aperta e poi però errore del portiere qui, senza nessuna discussione, errore del portiere. No, lo commentiamo tra poco perché c'è la pubblicità, Sara, e poi quando rientriamo commentiamo il gol. 4 minuti di pubblicità e poi torniamo con la Serie A all'altra domenica, lo sport Triveneto in poltrona. Poi parliamo anche di nuoto e di piscina. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra in prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Portogruaro, Mestre. Sinaauto.it. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni, ridefinire il nostro concetto di design, superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotto, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano.
via 25 aprile 1, in centro ad Azzano Decimo. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. C'è una grande novità! Temporary Shop! Al centro commerciale Meduna, il nuovo negozio con tantissimi giocattoli a prezzi bassissimi! Temporary Shop! Giocattoli a prezzi shock presso il centro commerciale Meduna a Pordenone. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV, oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Eccoci qui, l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Allora, abbiamo il nostro inviato per aeroporti da Torino Caselle, Eddie Pertoldi. Sì, ci sono appena arrivato, caro GP. Com'è andata? Il viaggio è andato benissimo, ho fatto un pisolino, ho lasciato brutto tempo a Roma, avevo trovato invece una giornata bellissima qui a Torino. Speriamo che si concluda in modo altrettanto positivo con una buona prestazione della squadra. Senti, nel frattempo hai qualche cosa che non ci hai detto prima dell'Udinese? Ricordiamo che comincia alle 18:30 per motivi di ordine pubblico, chiuse le curve, entrano i bambini, allora doveva giocarsi alle 20:45, in pratica l'hanno anticipata alle 18:30. Prego Edi. Sì, l'Udinese aveva chiesto di poter giocare, anzi la Juve aveva chiesto di poter giocare alle 15 proprio per favorire i ragazzini, insomma, e la Lega poi ha trovato una via di mezzo e ha deciso di far giocare questa partita alle 18:30, comunque un orario abbastanza compatibile per chi raggiunge Torino con i propri mezzi e anche con quelli che lo raggiungono in aereo, perché naturalmente c'è la possibilità prima di una certa ora magari di riuscire a beccare una coincidenza. Detto questo, diciamo che l'Udinese è arrivata a Torino forte della bella prestazione offerta contro la Fiorentina e quindi è ovvio che per quanto riguarda la formazione di casa dovrà certamente giocare in maniera abbastanza importante per avere la meglio di questa squadra che, ripeto, anche a Catania, pur perdendo, aveva offerto una buona prestazione. Contro la Fiorentina non solo ha vinto ma ha anche avuto la possibilità di arrotondare più volte il risultato e quindi è naturalmente importantissimo che riesca a mettere in campo quel temperamento e soprattutto quella vis agonistica che abbiamo visto contro i Viola. È chiaro che la Juventus è la Juventus, è la prima della classe, è sicuramente la più forte del campionato, però insomma nel calcio non c'è nulla di scontato e quindi potrebbe anche essere che magari l'Udinese, tra l'altro ha una buona tradizione a Torino, possa fare, se non proprio il risultato pieno, magari strappare un punticino, ecco. Beh, io il mio pronostico l'ho già fatto, me lo tengo stretto. Io so come no, devi dirlo, perché dopo è facile dire. È facile dire, io l'avevo detto. 0-2 con doppietta di Natale. Eccolo lì. Eccolo lì. Sei da ricovero. Me l'ha detto già tanti qua oggi pomeriggio, che sono da ricovero. Non è la prima volta che lo sento. È il condizionatore. Se dobbiamo essere matti, purché l'Udinese vinca, siamo tutti matti. Senti una cosa Edi, allora tu sabato prossimo sarai naturalmente a Napoli per Napoli-Udinese, in serale. Yes. E poi domenica pomeriggio con le occhiaie vieni qua in studio. Sì, adesso ti dico la verità, non so come sono le coincidenze, però insomma c'è il volo diretto a Trieste. Sì. Penso che si possa, adesso non so in mattinata, perché non ho ancora fatto biglietto, però insomma penso di sì, ecco, sicuramente.
Perfetto, allora Ci contiamo. naturalmente buona partita, in bocca al lupo Grazie. a te all'Udinese e che Dio ce la mandi buona. Grazie Edi. Bene, Cascà? Ti devo aggiornare, ecco, volevo aggiornarti e mi è sparito tutto. Comunque avevo visto che la Fersina ha segnato, quindi Fersina 1, Fersina Perginese 1 E Marano 3. Marano 3. Certo. E poi era cambiato anche il risultato della Fenadora, però Datasport si è... Si è inceppato. Appena ce l'ho ti dico. Va bene. Il nostro Riccardo Riem che ci chiama per aggiornarci. Riccardo, allora tutto tace fino ad adesso. Cosa succede a Montebelluna? Devo dire la verità, è stata una partita senza emozioni, una partita che è finita 0-0. L'unica nota è al 23esimo del secondo tempo, quando un'incursione di Paladin della Sacilese ha messo in mezzo e Boscolo, che nel frattempo era subentrato a Fraccaro, ha girato ma però tra le braccia del portiere. Questa è stata l'unica azione della Sacilese nel secondo tempo. Una partita che comunque è finita 0-0 giustamente, c'è stata una manovra più sicuramente importante della Sacilese, però è stata poco concreta davanti. Io tra l'altro qua ho con me l'addetto stampa Pierantonio Stella, il nostro amico, che farei commentare un attimino la partita anche a lui. Certo, certo. Ve lo passo. Certo. Pierantonio, buon pomeriggio e bentornato. Caro Giovanni, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ospiti. Allora, raccontaci un po' cosa è successo lì. Come mai oggi la Sacilese, che è sempre in trasferta molto spumeggiante, non è riuscita a sorpassare, insomma, a battere il Montebelluna? Ma diciamo che, vista la temperatura oggi, veramente io e Riccardo abbiamo preso tantissimo freddo. Probabilmente il freddo si è risentito anche in campo e un po' congelato anche le idee della Sacilese, nonostante, ti dico, ha ricordato Riccardo l'occasione capitata sui piedi di Boscolo Papo, ce ne sono stati altri 2-3 nel primo tempo, insomma la squadra ha spinto però non ha trovato il varco giusto. Questo comunque è il quinto risultato utile consecutivo fuori casa, secondo pareggio e altre tre vittorie, per cui insomma dai, in trasferta la squadra si conferma comunque positiva. Domenica un altro viaggio a Dro. Domenica è lunga, ma se ti può far piacere, il Dro sta perdendo col Fincantieri Monfalcone per 2-1. Ha ribaltato, per cui sapevo che stava vincendo, per cui Sì, si è il ribaltato il Fincantieri è riuscito a risultato. ribaltare. Aspetta, no, 2-2? Infatti sì. No, io ero rimasto 2-1. 2-1. Io Adesso perdeva 2-0. Perdeva 1-0. Fincantieri Dro. Perdeva 1-0, Sì, perché ha detto a segnato campo il la Dro doppietta che e riparte poi la la doppietta doppietta. di Acampo. Stiamo discutendo, scusaci, Pierantonio qua dentro. Comunque al prossimo collegamento naturalmente dobbiamo avere tutti i risultati finali. Ecco, io ti permetto, Giovanni, per dire solo una cosa, comunque, che la Sacilese anche quando non vince, comunque in trasferta fa parlare, perché il Montebelluna fino adesso in casa aveva o vinto o perso, questo è il suo primo pareggio. Ecco, per cui- vedi? Comunque ci mettete sempre lo zampino. Pierantonio, in settimana ho letto sul giornale di un arrivo di un attaccante del 90 a Sacile, vero? Ma guarda, ovviamente adesso da mercoledì riapre il mercato, per cui potrebbe esserci qualche movimento anche qui a Sacile. C'è un ragazzo in prova, questo ragazzo portoghese del 1990, però ovviamente le valutazioni spetteranno al mister e al direttore sportivo. Adesso ovviamente al momento in cui sarà ufficiale lo saprete immediatamente, perché anche sul nostro sito ovviamente uscirà in tempo reale la notizia. Perfetto, Pierantonio grazie e ci sentiamo in settimana per la prossima trasferta di Dro, ok? Grazie a te Giovanni ancora. Grazie per Giovanni ha lo Stella. recuperato il risultato. Sì. Este 1, la Fenadora 2. Addirittura, questo è un colpo di scena, Sì. vedi, Questo è un colpo di scena. Qui abbiamo perché... anche Alberto Commisso che ci dà il finale per Benissimo. la partita. Sì ragazzi, ecco, vi confermo il finale, quindi 4-1, e per l'immagine più bella sicuramente è quella a fine partita. Insomma, entrambe le squadre sono andate a ricevere, insomma, gli applausi in maniera diversa naturalmente dalle rispettive tifoserie, applaudono e urlano, incitano appunto il supporto del Pordenone, applaudono in maniera anche un po' di incoraggiamento, ma anche insomma malinconica invece quelli dell'Unione Triestina. Questo Pordenone quindi non si sta proprio facendo mancare nulla, e dopo il 4-1 del Bottega col Belluno della settimana scorsa, e liquida anche la Triestina con lo stesso risultato.
segnano Mattielic, Zubin, Zanardo e Berzotti, e la Triestina invece gode solo per un'autorete segnata tra l'altro da Ariete Zubin. Male, anzi malissimo, insomma, la squadra giuliana che crolla sotto i colpi di un Pordenone cinico, ma soprattutto concreto, che continua a viaggiare col vento in poppa. Ora a parte, io adesso il mio papà ce la squagliamo, insomma leviamo un attimo le ancore da Trieste, prima che attualmente insomma lavora chi spassi via come ha fatto oggi il Pordenone, insomma con la Triestina. Ve lo faccio salutare un attimo che ci teneva molto. Perfetto. Piero! Giovanni, a quanti prosegui siamo arrivati? A 4. Avete perso, Piero, avete perso il ritmo, 3 nel primo tempo, solo 1 nel secondo? Ma adesso si rifanno. Sì, adesso strada facendo, dai, sono congelato comunque. Immagino. Gran bella partita, gran bel tifo, mi sono divertito parecchio. Molto bene. Piero, saluto a Sara, grazie a tutti voi naturalmente. Buona Grazie. serata. Grazie a Piero Commisso, saluto la moglie e ci sentiamo sicuramente in settimana. Grazie a tutta la famiglia Commisso. Ciao. Grazie, mi piace perché oramai anche gli inviati diventano tutti in famiglia, bello. sembra A veramente proposito di famiglia, è arrivato un messaggino da mio papà, anche se in ritardo un saluto da Trieste. Grazie. Dal mio papà. Grazie, Ciao, papà. Ecco. C'è qualcun altro che ha parenti familiari che saluta. Sì, già che ci siamo, perché potrebbe essere questo. Allora, a proposito di parenti, Eleonora Lorenzoni, a volte è una bellissima donna che la vediamo qua, e far la modella, come si parlava che qua, sì, portiamo le belle ragazze, ma quelle non belle e basta. Lei va all'università, una facoltà poi difficile, tra parentesi. Sì, studio economia qua a Udine, sono per il momento al secondo anno e il primo è andato, speriamo anche questo. E sei in corso? Sì, sono giusto. Sei iscritta al secondo anno, non può essere fuori corso. Ma non importa, che ne so io, ho fatto Ma l'università. che ne sa, Giovanni ha fatto l'università negli anni 20. Eravamo io, Asterix e Obelix eravamo insieme all'università alla Sorbona di Parigi. Sì. Allora, e poi ho visto tra le varie foto, che adesso lo vedremo sicuramente, ma questa è molto bella in abito da sposa, appunto del tuo lavoro di modella, però ho visto delle foto invece tue personali, no? Con personaggi importanti, tipo Solfrizzi. Sì, perché c'è stata l'occasione un po' di settimane fa di fare le comparse per un film che uscirà questa primavera, Un matrimonio da favola, e con alcuni personaggi famosi comunque qua in Italia. Quindi nel cast era appunto Solfrizzi. Scritto il nome è questo non mi ricordo come si chiama, non importa, non è neanche questo, il prossimo forse è lui, vediamo, eccolo qua. E quindi è stata una bella esperienza. Ma in pratica in cosa consisteva questa partecipazione? E praticamente noi avevamo una particina, loro arrivavano in questo night a Klagenfurt e noi dovevamo accoglierli. Attenzione perché dire night in Austria è pericolosissimo, non sono come i nostri. È di attualità. Mi stai facendo sudare. Mi stai facendo sudare. Il nome del ne? No, non me lo ricordo. Mazzari ho notato che conosci. È uno dei più famosi, quindi sì. Ma diciamo tipo nightclub, non night. No, specifichiamo perché ne ha appena aperto uno al confine che non credo che tu sia andata ma in quel tipo là di night. A che fare poi, sì. Vedi che hai informato però. Era sul giornale dell'apertura del night. Ecco, ho fatto un servizio in settimana. Ecco, ed è anche un nostro cliente, quindi non abbiamo fatto cambio merce. Allora, sei sempre elegante, Giovanni, quando fai le battute. non ho detto niente. Cambio merce. Senti, a proposito di sfilate, che cosa perché lo chiediamo a tutte le ragazze, tutte le modelle che vengono qua, che cosa succede dietro le quinte? Perché quello è divertente, non tanto vedervi sfilare, siete tutte belle, voglio dire, chi più chi meno. Il dietro le quinte. Di solito sembra un ambiente abbastanza in amicizia, contante, con alcune magari c'è un po' più competizione e non c'è proprio un buon rapporto, un po' di invidia. Che diplomatica, che diplomatica, Di la verità. Ah, è vero, con qualcune si instaurano anche delle amicizie. Sì. Sì. Che le conti sulla dita di una mano monca. Vero? Con qualcuno adesso. Sì. Con altre c'è più invidia, più competizione. Ma al di fuori poi di queste sfilate, quando vi vedete vi tirate i capelli oppure fate finta, c'è l'indifferenza totale? No, ma io totale? sono pacata, quindi non... Tu sei pacata? Sì. Sì. Prima che ti arrivo a tirare i capelli ci metto un po'.
E oltre a fare la modella fai anche animazione, discoteca eccetera, oppure hai scelto di lasciare stare quello? No, non faccio animazione, qualche volta immagine comunque. Ragazzi, immagine, ho capito. E sempre sulla zona oppure sei già sul Friuli, sul Veneto? No, sempre qua nella zona. Stai qua di zona, non hai ancora preso il volo verso altre no, regioni no. come ad esempio Eleonora? Ma veramente, non per correggerla, ma siamo è finiti a vero, lavorare è vero. a Treviso insieme poco tempo fa. Io e lei. Guarda che qua la vecchia è lei, non sei tu, voglio dire. Ma lei chi? Ah, pensavo parlassi di me. No, quella che si dimentica. Quella che si dimentica. Volevo chiederti col nuoto. Volevo chiederti col nuoto come sei? Io col nuoto. Col nuoto. Col nuoto. Allora, Omar, dove andiamo? Dove vai? Dove? Nel torre? Vicino a casa. Nel Cornappo, nel Cornappo. No, io non ho capito perché io ho una conversazione col cameraman e tutti devono intervenire. Cioè, non avete una vita vostra. Stanno accorciando le distanze al Cagliari, sì. Ecco, Comunque io da ragazzo. Entriamo in argomento, arriva un gol. Io da ragazzino andavo a bigiare a scuola in bicicletta con i miei amichetti proprio sul Cornappo. Andavamo sul Cornappo a fare il bagno fino a Remanzacco, giù di là dove c'è il Cornappo. Non c'è Remanzacco, no, dov'è? Dov'è? A Torlano. Ecco, a Torlano. Oh, sai quando ero ragazzino io, voglio dire? Scusa, non erano mica i paesi come adesso. Si chiamavano altrimenti, dici? Era quella strada là, dai, prima o poi era quella. Va bene, allora... Tutte le strade portano a Cornappo. Sul Cornappo. Sul Cornappo, è un torrente. Ricapitoliamo la Serie A per quanto... Allora, siamo circa la mezz'ora di gioco della ripresa. Atalanta 1, Roma 0, a Cagliari, Sassuolo 2, Cagliari 1, Chievo 2, Livorno 0, Inter 1, Sampdoria 0. Grazie Omar. Sono risultati soprattutto Atalanta-Roma e per quanto riguarda la Serie A molto clamorosi, perché nell'eventualità praticamente impossibile che la Juventus vinca con l'Udinese stasera, la Juventus saluta... praticamente impossibile. Perché ho detto già che vince l'Udinese 2-0, ma nell'eventualità praticamente impossibile. Adesso ho capito perché lei è vicino alla Juventus, perché ha un'affinità col nuoto. La Juventus col nuoto ha un'affinità. Perché ha un'affinità col nuoto? I tuffi. Molto... Adesso ti ho capito. Adesso ho capito. I tuffi per i rigori. No, dicevo, sia Loris che Mattia, che dovesse, praticamente impossibile, vincere la Juventus questa sera e restando il risultato adesso così da Roma, la Juve saluta la compagnia alla 14ª giornata. Beh, non è che la saluta. Beh, insomma, va a 6 punti dalla Roma. Sì, va una fuga. Fa un bel salto. Una fuga. No, andrebbe a 4. Va a 4? Va a più 1, sì, va a più 4, sì. Andrebbe a più 4. Per l'Udinese stasera è, possiamo dire, se così finisse la partita della Roma... Ancora peggio. Oggi, esattamente, la Juventus si presenterebbe questa sera non con una voglia di vincere, proprio di più, dici? Di più. Certo. Quindi arriverà all'arma bianca, no? Come si diceva. Diciamo però che ad esempio non gioca Pogba, da quello che si sa nella Juve stasera. Ne hanno tanti, Giocherà Marchisio, giocherà... Sì, in effetti sì, quella era... Che è nazionale, sciocchezzuola. Beh, ma hai visto Pogba nelle ultime partite non averlo... E poi non c'era Samoa che è squalificato. Non c'ha Vidal, insomma, sì. Per 3. Sì. Come il gol che ha fatto, 2 su rigore, ma ne ha fatti 3 in Champions League. Però, insomma, averne giocatori così. Ma nella Juve, ad esempio, gli esperti, fino adesso qual è il giocatore che ha più sorpreso di questo inizio stagione? Che Pogba si è confermato. Pogba si è confermato. Io penso che il giocatore che ha destato più impressione è Llorente. Perché arrivava da un anno dove non aveva praticamente giocato perché è in scadenza di contratto, quindi l'Athletic Bilbao non l'aveva fatto giocare, l'aveva tenuto ai margini della squadra e anche perché durante l'estate Conte aveva rilasciato le dichiarazioni, così diceva Llorente si deve lavorare, mi sembrava quasi in odor già di bocciatura a settembre. Sì. Invece era un modo solo per tenerlo in un certo senso tranquillo, farlo lavorare, perché è un giocatore alto 1,90 per 85, 87, 87 kg, di grandissima qualità, è un campione del mondo, okay? Quindi aveva bisogno di trovare la forma, poi è stato inserito gratamente, poi ha dimostrato soprattutto in campo internazionale anche di saper incidere e di essere un grandissimo centravanti con delle caratteristiche
che la Juve cercava da anni e che non aveva, quella proprio del centro anti-boa, che sa attira su di giocare sé, la palla, voglio dire, tra parentesi. attira su di sé la difesa avversaria, permettendo poi ai centrocampisti di inserimento di essere più incisivi, ma anche alle stesse punte vicino a lui. E quindi secondo me ha aggiunto nel proprio arco, no? una freccia dalle caratteristiche importanti. Quindi la Juve in questo momento è veramente completa, in tutti i reparti. Certo. Loris e Tevez ha dato quello che secondo me è più ancora lui la vera più ancora di Llorente, dici? Sì, perché non aveva mai segnato poi tanto questo giocatore qui, e in ogni caso sai, giocare a Real Madrid quando sei un buon giocatore possono venire fuori, cioè può essere anche più semplice, no? Bisognava vederlo alla prova del fuoco lontano da Madrid, e invece questo qua è veramente un giocatore di carattere. Manchester City. Scusa, ho preso un lapis. Sì, il famoso lapis. E invece questo qui è un giocatore veramente di caratura internazionale. Rigore. A me sembra che oltre che tecnicamente la Roma ha pareggiato. Fuori gioco. Fuori gioco. Vediamo. Non esulta, no. Oh sì. C'è anche un cartellino forse, o è solo... No, ha alzato la mano perché è fuori gioco. Che poi dicevo, io vedevo appunto ovviamente highlights. Però una cosa, Sì. però Tevez è un giocatore che conosciuto in un certo senso. Questo era rigore. No, ma non lo so. È uno dei migliori attaccanti al mondo, ma da anni comunque. Sì. Cioè, è un giocatore che se non faceva, secondo me sta facendo anche a livello realizzativo Meno campionato di quello che ti italiano, non aspettavi? dico meno, sta facendo tanto, però è uno che può forse ancora incidere ancora di più, può veramente spaccare a livello realizzativo le partite, è cosa che non sta ancora facendo, però e sono sicuro che il prossimo anno Che sarà è un inserito. giocatore di questo tipo, sì. Ti Farà fermo gol perché almeno. abbiamo un collegamento, pronto? Sì, mi sentite? Certo! Dario! Eccomi, allora, eccoci qui. No, Dario, non ho chiamato più. Sì. No, beh, scusaci, c'è stato un po' di confusione, posso dirti che ha segnato anche Zubin, ma nella sua porta. Ah, quindi 3-1? 4-1. 4-1 risultato finale. Esatto. Insomma, così è. Siamo contenti che il Pordenone è in testa alla classifica insieme al Marano, forza Ramarri, forza Neroverdi, forza Pordenone, come diceva il Rosso, quello che faceva anche, adesso non mi ricordo neanche il nome più, ma comunque lo speaker del Bottecchia quando io ero ragazzino ancora, forza Neroverdi, forza Pordenone, forza Ramarri. Per la Triestina verranno tempi migliori, auspicabilmente, speriamo. Ma io ero a Tamai, però non ti faccio il commento della partita della Triestina. Sai che puoi fare quello che vuoi qua, quindi fai quello che vuoi. Sì, lo so, grazie. Niente, è finita così come ti avevo detto, con questo gol di Cervesato, vittoria meritata del Vittorio Veneto, che interrompe una serie positiva di 4 turni del Tamai, 3 pareggi e una vittoria al Bottecchia, quella proprio contro il Pordenone. Il Vittorio Veneto invece non vinceva da 8 turni, se non sbaglio, è venuto a pescare questa vittoria importante proprio qui a Tamai. Dunque risultato giusto, 1-0 per il Vittorio Veneto. Dario, ti interrompo perché sto guardando la classifica. Il Tamai con questa sconfitta in casa piomba al terzultimo posto in brutta compagnia con la San Vitese, perché sia il Vittorio Falmec che il Fincantieri Monfalcone l'hanno superato, quindi succederà qualcosa? Ma no, guarda, se non è successo prima del derby a Pordenone, quando proprio Birtig era veramente sulla graticola, difficilmente succederà adesso dopo 4 risultati positivi e una sconfitta di misura. No, bisogna dire la verità, ci sono le ragioni anche perché il Tamai oggi ha giocato sottotono. Prima di tutto non c'era Motta, che è entrato soltanto nell'ultimo quarto d'ora a causa di un risentimento muscolare, non si era allenato tutta la settimana. Furlan si è svegliato solo nel secondo tempo, mancava Hagan, che è un giocatore importantissimo per il centrocampo del Tamai, quindi una sconfitta così di misura ci può stare, una battuta
dal resto. No, non cambierà assolutamente niente, Wirtig alla panca blindata e quindi si andrà avanti probabilmente così. Ovvio che poi dipende tutto dai risultati. Sì, poi, dovete perderne altre due, è chiaro che... Per chiudere Dario, l'Unione Ripa Raffinatore è andata a espugnare il campo dell'Este, e per cui anche loro adesso vanno a 12 punti e quindi ancora più difficile. Vabbè, tu sta tranquillo, come ha detto Mattia, no, che ho sentito all'inizio, il campionato si decide a marzo, quello vero incomincia a gennaio, perché bisogna vedere anche cosa succederà in questa finestra che si apre adesso il 3 dicembre, dove tutti quanti correranno ai ripari, ovviamente quelli che hanno soldi, e poi da lì ripartirà un altro campionato. Ovvio che sarà un'altra Serie D ad esclusione del testa a testa che fanno Pordenone e Marano, ma per il resto credo che possa ancora succedere di tutto. Penso che concordi tu, concorda la tua meravigliosa collaboratrice di studio, concorda la nostra telefonista e concorda anche Mattia Tirelli che è lì, no? Concordiamo? Concordiamo. Grazie Dario. per i complimenti, Dario. Che bello. Dario, concordiamo. Va bene. È una trasmissione più o meno concordiense. Va bene. Ecco, senti, metto giù perché sto parlando mentre guido e non vorrei che oltre a partecipare gratuitamente al tuo programma mi ritrovassi anche una penale. Ma tranquillo, ti facciamo difendere dall'avvocato Mazzarella, non c'è problema. Grazie Dario, a questa sera. Ciao. A questa sera Dario, grazie. Allora, si è aggiornata una partita della Serie D. Trissino Valdagno 1, Giorgione 1. Bene, allora riepiloghiamo la Serie D, che oramai tutti i risultati vengono quasi dati, tutte terminate. Vengono tutti terminati. Tranne Questo qua lo un sappiamo paio. noi. Un paio ancora no. Comunque, Belluno Mezzo Corona 3-1, Montebelluna Sacilese 0-0. A Este, Unione Ripa La Fenadora a Este 2-1, Fersina Perginese Marano 1-3, San Vitese San Paolo Padova 0-0, a Tamai Vittorio Falme. GP, scusa, ti interrompo, è appena arrivato il finale di San Vitese San Paolo Padova, è 0-1. Attenzione. Grazie Gemma. La San Vitese proprio all'ultimo prende un gol in casa, quindi situazione ancora più particolare e negativa per la San Vitese, vista appunto, parlavamo prima con Perosa del Tamai, la San Vitese quindi rimane a 12 punti e viene raggiunta, anzi la Fenadora la raggiunge, quindi in questo momento si trova al penultimo posto dopo questa ennesima brutta sconfitta in casa appunto della San Vitese. Quindi ricapitoliamo per essere precisi, eravamo arrivati a San Vitese San Paolo Padova 0-1, Tamai Vittorio Falmec 0-1, Trissino Valdagno Giorgione 1-1, Fincantieri Monfalcone Dro 2-1 e come ascoltavamo dai nostri inviati a Trieste, Unione Triestina Pordenone 1-4 per una classifica di vertice che vede il Pordenone sempre a braccetto con il Marano a 37 punti. Pensate a ben 13 punti di distanza, c'è il Giorgione a 24, poi c'è il Belluno a 23, poi c'è l'Este, la Sacilese e il Montebelluna a 22. In coda, come dicevamo, con queste vittorie del Vittorio Falmec, il Vittorio Falmec va a 15 punti, il Fincantieri Monfalcone va a 14, il Tamai rimane insieme alla Dro, scusatemi, il Fincantieri Monfalcone, il Tamai va a 13 e la Fenadora a 12 punti raggiunge la San Vitese e chiude naturalmente la Fersina Perginese a 7 punti. C'è un SMS? Sì, un SMS della mamma di Alberto Comisso che dice: a questo punto speriamo che non li fermino per strada, addio patente con 4 prosecchi, siete forti mamma di Alberto, speriamo. Signora mamma di Alberto, i 4 prosecchi erano allo stadio, adesso escono dallo stadio chissà tra vin brûlé e quant'altro, visto che c'è la Bora a Trieste. Sì. Poi ci sono GP, a proposito di Trieste, vogliamo sentire anche il nostro Emilio Ripari? Assolutamente. È vero, l'abbiamo trascurata oggi. Emilio, allora è andata, dire che è andata male è un eufemismo. Ma sì, è andata male, è un eufemismo, insomma, partita, c'è poco da dire quando si perde con queste proporzioni, non puoi neanche attaccarti ad eventuali episodi che comunque ci sono stati, inutile negarlo. Pordenone ha numeri di categoria superiore là davanti ed è stato bravo ad approfittarne nel secondo tempo. Nel primo tempo era stato messo sotto dalla Triestina, tant'è che non ha mai tirato in porta la squadra di Parlato e poi al 41esimo ha trovato il gol del vantaggio su una sponda di Nickel, è avvenuta però in chiaro fuorigioco con gol di Mattielig da 1 metro, a quel punto a porta sguarnita, sugli sviluppi di una punizione battuta dalla tre quarti.
Nel primo tempo partita condotta per lunghissimi tratti dalla Triestina, che ha concluso di più, ha avuto un'occasione enorme con Monti al quarto d'ora, una bella punizione di Daros al 26esimo, un'altra conclusione di Wagner in apertura terminata fuori di un soffio. Il Pordenone che ha commesso molti falli, soprattutto con la cerniera centrale Mattieric Matteos, stranamente esenti da cartellino. Nel secondo tempo in 5 minuti il Pordenone ha prima assestato la zampata del 2-0 con Zubin, poi il terzo gol di Zanardo al 10° di fatto ha chiuso i conti. Nella ripresa da segnalare che rispetto alla palese tolleranza nel primo tempo riservata da Colosimo ai ragazzi neroverdi, ha fatto da contraltare un secondo tempo in cui i giocatori della Triestina ad ogni intervento venivano chirurgicamente puniti con il cartellino. Ne ha fatto le spese Wagner all'altezza del quarto d'ora, espulso per doppia ammonizione, tra l'altro seconda ammonizione arrivata con una simulazione che vorrei rivedere 50 volte, sulla quale davvero insomma tutto il pubblico si è alzato in piedi perché non se ne poteva davvero più. Chiaramente poi negli spazi il Pordenone ha legittimato i 3 punti e ha rischiato insomma di avere anche proporzioni ulteriormente maggiori insomma nel punteggio finale, cosa che comunque non avrebbe meritato, perché il Pordenone di fatto ha iniziato a legittimare la superiorità del punteggio una volta che è rimasto in superiorità numerica. L'autogol di Zubin al 33esimo minuto del secondo tempo, una vera notizia, su calcio d'angolo di Pratolino, è poco più che uno zuccherino, una briciola nell'economia del risultato finale. Punteggio purtroppo bugiardissimo, però quest'anno gira così. Il Pordenone si è dimostrato squadra abbastanza quadrata nel primo tempo, che ha sofferto molto. Nella ripresa appunto trovando il 2-0 anche qui in posizione sospetta, ma francamente mi sentirei di dire regolare, molto più regolare del gol che ha aperto la sfida, poi ha legittimato appunto collezionando una buona dose di situazioni in contropiede, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora. Benissimo, Grazie Emilio. Grazie Emilio, l'appuntamento con te ovviamente è per domenica prossima, ti ringraziamo di avere anche quest'oggi collaborato con noi. Grazie, saluto a tutti gli amici di Trieste. Grazie mille a voi. Grazie. Giovanni, scusa, in Serie A sta succedendo di tutto in questo finale, perché la Sampdoria ha pareggiato con l'Inter, sta pareggiando, scusa, con l'Inter 1-1. Il Cagliari ha ribaltato la situazione, cioè ha agguantato il Sassuolo, adesso è 2-2 quando mancano pochi minuti al termine. Ricordiamo ancora Atalanta 1, Roma 0 e Chievo 3, Livorno 0. Bene, noi andiamo in pubblicità, ci chiedono gli risultati dell'eccellenza, li stiamo controllando. Appena rientriamo dalla pubblicità daremo i finali proprio di Serie D dell'eccellenza, le classifiche, e chiuderemo appunto la trasmissione con tutti i nostri ospiti. Prego. 4 minuti di pubblicità e poi torniamo con l'altra domenica, lo sport Triveneto in poltrona. A tra poco. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone.
un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotto, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano Decimo. Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Portogruaro, Mestre, Sinaauto.it. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. 20 anni! 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria! Ma che birreria! È la Cerveseria! Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria! Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria, in Viale Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni. Ridefinire il nostro concetto di design. Superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. Eccoci rientrati l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona con gli ultimissimi aggiornamenti da Serie D, Eccellenza e Serie A, giusto? Sì, i risultati finali ovviamente confermiamo ciò che avevamo appena poco fa detto, ma li confermiamo. Serie D, Belluno Mezzocorona 3-1, Montebelluna Sacilese 0-0, Este Unione Ripa La Fenadora 1-2, Fersina Perginese Marano 1-3, San Vitese San Paolo Padova 0-1, Tamai Vittorio Falnec 0-1, Trisino Valdagno Giorgione 1-1, Fincantieri Monfalcone Dro 2-1, Unione Triestina Pordenone 1-4 per una classifica che vede Pordenone e Marano in testa a 37 punti, Giorgione terzo o secondo a 24, Belluno che scavalca tutti e va a 23 e poi a 22 ci sono Este, Sacilese e Montebelluna. Questo per quanto riguarda la Serie D. Andiamo a vedere l'Eccellenza, giocata ieri Crasa de Pensa Luigi Calcio 3-0 e questo pomeriggio Chiostol Mezzo Carnia 0-1, Ciarlis Muzzane e Virtus Corno 1-1, Gemonesi ISM Gradisca 1-1, Manzanese Lumignaco 1-2, Muggia Comunale Fontana Fredda 1-2, Rivignano Azzanese 0-1 e 13° San Daniele 1-1 per una classifica che vede il Fontana Fredda in testa a 31 punti, Cras Repen a 28, l'Azzanese a 25, il San Daniele a 21 e la Gemonese che scavalca il Chions a 20 punti. Chions appunto con la sconfitta in casa rimane a 19 punti. Con la Serie A invece, Omar, come Finite siamo? tutte in questo istante. Allora ricordo Catania-Milan 1-3 giocata alle 12:30, Atalanta e Roma 1-1, Cagliari-Sassuolo 2-2, Chievo-Livorno 3-0, Inter-Sampdoria 1-1.
Classifica della Serie A, giornata in attesa delle altre 3 partite in programma. In testa Juventus e Roma con 34 punti, Napoli 28, Inter 27, Fiorentina 24, 22 il Verona, 19 Atalanta, anzi scusate, devo correggerla al volo perché l'Atalanta l'avevo data ancora a 19 Genoa, 17 Lazio, Parma, Milan e Atalanta, a 16 l'Udinese e il Torino, 15 il Cagliari, 14 Sassuolo, 12 Livorno, Bologna e Chievo, 11 Sampdoria e 9 Catania. Allora io volevo vedere, per chiudere la puntata in bellezza, proprio in bellezza, un video che ci ha portato Selene, bellissimo, di quest'estate a Maiano, che è veramente una bella manifestazione. Raccontaci questa esperienza, perché anche lì ha suonato su quel palco gente di un certo livello, vero? Sì, infatti devo dire che è stato veramente È il video numero 3, Selene 3, scusate, in regia. Sì, no, lì è stato veramente bello, perché poi ti rendi conto dopo, no? Quando scendi dal palco dici, cavolo, ho cantato sopra un palco dove sono passati tutti i migliori artisti, bene o male, che ci sono, e veramente dopo dici, cioè, ti dà soddisfazione. Però io ti devo correggere una cosa, che tu prima hai detto... Sì. E che in Friuli ci sono pochi artisti emergenti eccetera. In realtà ce ne sarebbero, solo che sono nascosti. Ma sai, nella vita bisogna farsi vedere, no? No, ma no, sì, no, Elisa è arrivata però da... No, Sì, però, punto. ok, però io comunque, sì, chiaro, Punto. però ci devi mettere molto impegno, costanza, però sono appunto molto bravi e secondo me non vengono non gli vengono dati i meriti che avrebbero. Per cui secondo me, oltre al fatto che appunto oggi come oggi guardiamo tanto talent show, queste cose qua che chiaramente ormai ci hanno messo praticamente questi luccichi negli occhi, che vediamo tutto troppo bello, e quindi le piccole cose non le andiamo più a notare, tanto che anch'io faccio fatica perché appunto mi ritrovo a dover fare bene o male degli spettacoli che non sono a livello appunto di X Factor o altri talent show. Però sì, ce l'ho dura perché appunto guardano a me sembra molto l'aspetto esteriore, esatto. Io posso non essere d'accordo con te perché il mondo è bello per quello, però tu ci hai fatto vedere esperienze, non il pub con 10 posti a sedere sotto casa, un Capodanno a Trieste, il Festival di Maiano, come hai avuto tu questa opportunità. Se qualcuno si sbatte un po', ce l'è anche l'altro. Sì, ma assolutamente, ma può essere anche che si sbattono, sai, solamente che appunto in questo mestiere ci vuole anche un po' di fortuna effettivamente. Anche la gente giusta. Su questo non c'è dubbio che ci voglia la gente giusta, ti do pienamente ragione. La gente soprattutto anche perché poi non ti danno subito fiducia direttamente, cioè devono prima vedere che veramente c'hai 2 per andare avanti e sopportare tutto quello che c'è. Bene. Quindi questo. Ma tu sei a buon punto. Sì, direi anche perché abbiamo visto gli spettacoli, coreografie e cose molto molto belle. Bene, da Pordenone ci tirano le orecchie e allora salutiamo tutto lo staff di Pordenone. Salutiamo tutto lo staff di Pordenone, tutto il nostro staff che tutte le domeniche ci sopporta, tutti gli inviati. L'appuntamento è per la Domenica della Madonna, ossia l'8 dicembre, che sarà una domenica proprio della Madonna. Vedrete tante novità in questo studio. Salutiamo tutti gli ospiti, grazie di essere intervenuti. Io voglio ringraziare Omar Costantini. Io ringrazio te, Giovanni G.P. Pecori. Grazie a Sara, grazie alla regia di Udine, Enrico, Gemma e Vittorio. A domenica prossima ovviamente, in replica domani mattina su Telepordenone alle 9, domenica prossima ore 14, Telepordenone Video Regione. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona, un bacione. Ciao e grazie, ciao a tutti, buona domenica. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano Decimo.